nice and sheltered with mama's pretty stories, and you're all made up pure. And mama gave me a magic clicker. Well, yes, I think it's true and fair to say. Come on in and listen, lost words you've been missing. Know the fire you're bearing, the eye of the darkness you're light. So you were drawn to stories early on. My thrillers would light up my imagination, and you had nightmares night and day. Yeah, but with the clicker, I chased those frights away. You, so true. So here is a clue on how to remember. Visions, they come true. Bend the lights with steel. Show me the champion of light. I'll show you the herald of darkness. Lost in the never-ending night. Diving deep to the surface. And all your stories of crime and chilling thrillers and hard-boiled killers became bestsellers. It was all too much, I had to get away. The story's the end, all a piece of true fiction. They mean endless in the face of creation. But there is more to it than meets the eye. I never meant for it to ruin my life that way. Would you say you lived a jaded lie? Dark shades could never save the day. So sad, but true. Fighting the nightmares, conjure lights which a gift or a curse. A reality made of dreams. Forza Christian! He could write a new story like Tom's in before him, and maybe they'd be happy once again. Just one shot, one more chance for him to save their marriage away from the city, a romantic getaway. Tanto romantico io adesso non direi, hai visto i risultati, però vabbè, ci ha provato. Alan è un uomo che ci ha provato.
Vai Christian, questo è il tuo giro. Of me the champion of life. Lost in a never-ending night, diving deep to the surface. Such a dark place, am I trapped in here? Is this real? I cannot remember. There was a manuscript, it held a key. A vicious cycle I must not surrender to. Echo scenes to seek out again and again until I figure it out to bring this song to its end. Salve Christian, l'aspettavo, la stavo aspettando. C'è ancora? Madonna, a volte era facile ispezionare Twitch. Si sta un pochettino aggiustando su alcune cose, quindi per fortuna tutto bene. Allora, lei è pronto? Lei è carico? Mi scusi, per fortuna un tubo. No, Christian, tu ci sei, mi vedi, mi senti? Ok. Allora, scusami, ero qui nel mio ufficio mentre organizzavo la serata, stavo un attimino riordinando un pochino le cose nel frattempo. Quindi adesso siamo pronti, siamo belli carichi. Hai qualche domanda prima che iniziamo? Dimmi soltanto sì o no. Che questa sera ho fatto una live un pochino più elaborata, quindi tu rispondi alle mie domande. Posso anche scrivere volendo, cioè all'incirca, non so fare gli effetti, diciamo così, ecco. È normale che la chat sia al centro dello schermo? Sì, l'ho messa io di proposito, perché questa scena è solo per noi, così io ti ho di fronte, guarda, ti posso quasi toccare. Faccio così un pochettino, ti tocco. Per ora no. Ok, allora, Christian, ciò che inizierai a capire da questa puntata è che noi comunque stiamo cercando di andare avanti per capire cosa porterà tutto questo, cosa diavolo sta succedendo. Riuscirà il nostro caro Alan a salvarsi? E sembra che finora ce l'abbia fatta, ma ci sono tante altre domande a cui dobbiamo rispondere. Il problema è che per rispondere ad alcune domande ci sono
delle risposte che dobbiamo cercare nel passato. Christian, tu ricordi comunque che ti ho detto che già da tempo io stavo pensando di portarti la serie in questo modo, in un modo un po' particolare e cose varie, giusto? E che una delle ultime cose, te l'ho rivelata, è che la scorsa estate, mentre progettavo alcune cose per le live, ti ho iniziato a stuzzicare. Ok, ok. Christian, io in realtà ti ho mentito, sono un grandissimo menzognero, farabutto, mascalzone, maleducato, perché lì ti ho detto una bugia. Io in realtà non è che sto pensando a come portarti questa live e queste live in un certo modo dalla scorsa estate. Era molto prima, molto tempo prima, moltissimo tempo prima, già dai tempi verso la fine del primo Alan Wake ebbi l'idea per fare una cosa che ho tenuto finora nascosta nel cassetto, che non è stata fatta da me, ma ho chiesto la collaborazione ad una persona che ha fatto quello che adesso ti mostrerò e ho chiesto il permesso di utilizzarla in live questa cosa. Ce l'ho esattamente da circa 2 anni, ti ho detto da quando eravamo quasi alla fine di Alan Wake Remastered, l'ho tenuta qui ferma, in sospeso, senza farla uscire in nessun modo. Stasera te la posso mostrare. Sei contento? Ok, allora, Christian, visto che io ti sto portando il tutto come una sorta di spettacolo, di show interattivo dove cerchiamo di portare avanti una storia, tu non noti che manca qualcosa per come ti porto le live, per quello che cerco di mostrarti? C'è stata una cosa che è sempre mancata. Che cos'è secondo te? Allora, vediamo un attimo, aspetta perché mi sto preparando una cosa per dopo, ok. Oh, dico, visto che sto portando il tutto un po' come ha fatto Dor, mettiamola così, che ha messo su un musical per spiegare e narrare le avventure di Alan, visto che io ti sto portando queste live come se fosse un piccolo spettacolino televisivo, non vedi che ci manca qualcosa? Ci hai mai fatto caso? Tu, ogni volta che ti ho detto, pure prima che eravamo pronti, ti ho detto ci vediamo nel pre-live. Confermi quello che ti ho detto? Ok, quindi Christian, visto che ormai tutti i personaggi principali della nostra epopea, di quello che a noi interessa sapere e capire, sono stati presentati, permettimi finalmente di annunciarti con somma felicità e gioia, lo confesso, benvenuti, finalmente adesso iniziamo a vedere dove porta Alan Wake. Christian, sigla. I name the stars over your cauldron and all that lies beneath your waves. Throwing my voice into your shadow, the underworld, the darkest place. The onyx kiss of inky waters, the jet black undertow of fright. From the cold depths now I will conjure the spiral madness of his mind. Once more the ocean's a lake, so alike land awake. Come save your soul, awake new and whole, but
Solo la webcam sta dando problemi perché ho dovuto fare un giochetto prima per fargli quella cosina lì. Vedo di tornare. Non ha funzionato il... Allora, ti leggo subito, Cristian, anche perché ci sono delle cose da dire. Eccomi qua. Allora, salve. Allora, un attimo solo che non si è messo il Q, eh. Ok, allora. Mi controllo un attimo sta cosa perché giustamente se no poi ce la dimentichiamo per la prossima volta. Ho programmato tutto oggi, Christian. Mi sono messo e ho detto gli voglio fare un regalo a sto ragazzo. Mi sono messo oggi e ho fatto tutto. Allora, con quello che mi hai mostrato, cosa vuoi dire? Che è tutto un montaggio, nulla di vero? No, Christian. Allora, aspettavo di mostrarti questo video perché c'era bisogno che tu vedessi fisicamente tutti i personaggi, perché come hai visto ci sono tutti. Praticamente io dopo aver giocato comunque ad Alan Wake 2 trovai sto ragazzo di cui posto il link in chat per un mi piace ed un commento perché sono tutti montaggi fatti da lui. Io vidi sto montaggio sapendo di portare la serie con te, ho detto io un giorno a Christian gli voglio portare questo e mi fa piacere che ci siamo riusciti. Regola 1, tu non potrai vedere questo video fino ad un determinato momento. Sì, Christian, siamo tornati di nuovo a quei momenti là perché alcune delle scene che hai visto pum, pa, pum, cose che però non puoi assolutamente capire in questo momento. No, Christian, no, 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 questo non lo tocchi. Come? Come? Non puoi neanche andare sul suo canale a vedere altri video perché ha fatto anche altri video dove ci sono cose riguardanti Alan Wake che non dovresti ancora vedere. Quindi, se ti è piaciuto il video dell'intro, e questa sarà la sigla ufficiale ogni volta che facciamo Alan Wake, che io l'ho tenuta pronta, l'ho tenuta in caldo e adesso finalmente la possiamo utilizzare. Tutti i pezzi sono sulla scacchiera, ma dobbiamo vedere sta scacchiera dove va a finire. Sapevo che ti sarebbe piaciuto, quindi pensa averlo qui per tutto il tempo e non poterlo mai utilizzare. Christian, questa è la volevo farla anche per gli altri, però non sono riuscito a trovare qualcuno o il modo di farli io. Però questo l'ho sempre tenuto in sospeso perché ho detto al momento giusto in Alan Wake, così come si sono create le situazioni adesso, ho detto la devo mettere come sigla ufficiale e così sarà. Quindi sei contento della sorpresa? Mi sono progettato tutti i cambi audio e video dalla Stream Deck, mi sono allineato il tutto. Quindi quel video tu non ci devi proprio... No, Christian, ti ho mostrato cose che tu non capisci ancora. Madonna mia, Christian. Allora, torniamo a noi. Torniamo a bomba. Noi eravamo rimasti da loro. Ora però sto spiegando a Christian la situazione. Poi siete personaggi importanti comunque. Allora, uno è il nonno, quindi noi siamo... Abbiamo delle parentele un po' importanti. Scusate, vi chiamate Anderson? Same as you, kiddo. Thor Anderson, Odin Anderson. Difatti, se ricordi, nel primo erano i fratelli Anderson. Quindi noi già sapevamo sta cosa. You are Saga Anderson, goddammit. A Viking goddess. I like the sound of that. Thor, Odin, Saga. All Norse inspired. Plus the same last name. A coincidence? Did the horror story change their names to match mine? Effettivamente noi sappiamo che sta cambiando un attimino la realtà. Ma cos'è reale e che cos'è che si sta effettivamente cambiando? Abbiamo aperto pure un'indagine su sta cosa, quindi mo gli facciamo tutte le domande possibili. Right behind us. We've been looking after it since you left. Uh-huh. Thanks for your help. Anytime, kiddo. Looks like you two have had a bit too much fun.
She sees right through us, bro. She has the power. This calls for a fucking celebration. Our little Saga all grown up and finally home. Sure, we've had a few sips. Just a taste. The Allora, solo un famous assaggio Hennessy adesso è un attimino da calcolare. Piccolo assaggio cosa significa nella vostra lingua. Quanti litri? No thanks. Have you seen any strange people in deer Allora, voi masks? sapete tutto? Avete visto qualche alberello? You can see all sorts of wonderful things when you make your way down the bottle. Even more so with just Devo one aggiustarmi eye. con la canna, aspettate. Ok. Ecco qua. Never mind. Ok. Ok, allora, Christian, a questo punto gli zietti ci hanno dato qualche altro piccolo indizio, quindi vediamo un attimino che cosa possiamo mettere sul tabellone. Allora, ci abbiamo da mettere storia. Questo lo possiamo mettere dopo, non sappiamo come collegarlo. Ci abbiamo le casse della setta che abbiamo preso a Watery, quindi zona di Watery facciamo 1 e facciamo 2. Poi facciamo i portapranzo. Poi facciamo la setta dell'albero, abbiamo qualche altra cosa. Sì, appunto della cassa di un adepto che menziona M e T. MT. Quindi la setta lavora con qualcuno? No, aspetta. Chi è coinvolto? Mulligan e Thornton, i poliziotti che abbiamo trovato all'inizio? Potrebbero far parte della setta per caso? Abbiamo realtà e finzione. Odin dice di essere il mio prozio e che Thor è mio nonno. Allora, Mike Tyson non penso... Oddio, se appare pure lui a sto punto, sinceramente non mi aspetterei più nulla, perché tutto è possibile. Ok, che connessioni abbiamo? Che Thor e Odin hanno il nostro stesso cognome. Che nostra madre non ci ha mai parlato comunque delle origini della nostra famiglia e che comunque c'è Okay. sta cosa dei nomi norreni che abbiamo in comune, quindi dobbiamo un attimino investigare e capire. Possiamo comunque chiedere ai Koskela qualche informazione riguardo la cassaforte, ma tanto già l'abbiamo aperta e ce ne siamo What's the andati da lì. combination? People hate the puzzles. Quindi lo vediamo per Why completismo. not just use keys? People love the puzzles, Yaku. Only very smart people can think up good puzzles. Just look around and you will find the answer. Dedicated staff will be rewarded. The combination to the Ed safe era is un palese somewhere in the gift indizio shop. su quello che sarebbe accaduto. Allora, a sto punto si ritorna all'esplorazio. Allora, di qua è tutto allagato, quindi non possiamo andare in nessun modo. Mi ha detto che era alle sue spalle. Ok, quindi questa... Tango shit is bad for your head, bro. Too much truth in it. Drags me down. Hero's Tango is uplifting. Music for the soul. Vabbè, perché no? Perché no? Allora, quindi questa dovrebbe essere casa nostra. Reeks of booze. Allora, vediamo un po' qui cosa c'è. Omicidio alla villa, un mistero architettonico di Margaret Formeau. Giustizia criminale, critica a un sistema sbagliato di Moreau. Did I leave the Però bureau c'è, in this fictional reality? attenzione, agente Henderson, le nostre più sentite condoglianze per la sua perdita. Il bureau sa che questi sono momenti estremamente difficili per lei. Posso assicurarle personalmente che il suo benessere è la nostra priorità e avrà tutto il tempo necessario per riprendersi da questa tragedia. L'FBI è sempre a sua disposizione. Quando sarà pronta a tornare, l'accoglieremo a braccia aperte. Speriamo di rivederla tra le nostre file il prima possibile. La sua mente brillante ci è molto utile. Cordiali saluti, agente speciale, supervisore Stacy Marrow. Quindi in questa realtà non facciamo parte del bureau.
A Allora, pen c'è book from Ilmo. Are we Ilmo close ci in ha the dato un story? libro. Va That might explain bene, some of his behavior. va bene. Allora è arrivato anche Gianmarco, quindi a breve arriva anche lui. Ok, quindi noi non siamo agenti dell'FBI. Allora, controlliamo casa per sicurezza. Tanto è casa nostra, possiamo mettere le mani dove vogliamo. Medicina 1 farebbe molto piacere al corpo e alla mente soprattutto. Allora, una freccia la butto e prendiamo un medicinale. Come energia siamo messi una chiavica, quindi a questo punto facciamo così. Ah, perché qua giustamente Addressed to non uso me oggetti. Ok, allora, from years ago. Wake was vediamo un right. poco, vediamo un poco. The horror story is changing reality, not just Quindi people's sta... memories. Il fatto che lei sia effettivamente vissuta qui non è solo una cosa a livello mentale che le persone hanno, tipo lavaggio del cervello, cioè si sta proprio sovrascrivendo la realtà. Però è strano che come già la Bureau sappia della perdita di Saga, lei ancora non sa siccome riesce a... È questo il punto di cercare di farci capire quello che sta succedendo. Non è un semplice lavaggio del cervello dove le persone credono che Saga in realtà abbia abitato qui quando in realtà non c'è mai stata. No, stanno cambiando completamente mentalità, ricordi e anche cose fisiche, stanno dando credito a quella storia. Noi se vediamo questi documenti sembra effettivamente che Saga abbia sempre vissuto qui. Per la morte della figlia abbia comunque abbandonato l'FBI, ma noi sappiamo dall'inizio del gioco che non è così. This card has mom's handwriting. Un uccellino mi ha detto che è il tuo compleanno, quindi concediti un trattamento speciale. Ti voglio bene, Logan, nonna F. No, no, Christian, è ben diverso. Loro venivano dal mondo esterno, mettila così, immaginala in questo modo qua. Saga e Casey sono venuti dal mondo esterno. Stavano parlando in macchina a inizio gioco e si vede che lavoravano insieme, si sono presentati come agenti dell'FBI e avevano una realtà. Durante il primo tragitto in macchina abbiamo parlato con nostra figlia, quindi andava tutto alla normalità. Stiamo assistendo a qualcosa che sta partendo da Bright Falls, si è allargata anche a Watery, dove non è un semplice le persone sono confuse a tal punto dalla presenza oscura da ricordare male qual è la loro vita. No, alcune persone tipo noi riusciamo a ricordare che c'è altro, abbiamo altri affetti, abbiamo vissuto un'altra vita e stiamo facendo altre cose. Qui in realtà si sta proprio sovrascrivendo la realtà. Non è un semplice vivere un trauma. Saga in realtà la figlia non l'ha mai persa, ma per quello che sta facendo la presenza oscura in tutta la zona è una bolla che si espande, sta pian piano sovrascrivendo tutto quello che è la realtà. Quindi Saga, nonostante sappia che è un agente e sua figlia era a casa ed era viva, in realtà non lo è più. Che allo stesso tempo è verità quello che noi stiamo leggendo, ma per una realtà distorta che sta cambiando la presenza oscura. Salve, dottor Jamox. Buonasera, stavo facendo il discorso, non volevo interrompere. Allora, vediamo un po' di là che cos'altro c'è. Buonasera anche a Christian. Immaginala proprio come una bolla in espansione. Noi sta cosa l'abbiamo vista prima a Bright Falls, durante tutto Alan Wake 1. Noi adesso siamo usciti dai confini di Bright Falls e siamo andati un pochettino fuori, ma la realtà sta cambiando anche nelle zone Everything here circostanti. reminds me of Logan. This could be her room. Allora, questa è la This is stanza. getting too real. Too personal. The Nordic tales brought Mom Folklore back to e Logan when she racconti was little. norreni. Saluto dal dottor Christian Buonasera, per lei. bello. Allora, Logan Logan's Henderson, junior agent certificate. So cute. agente junior, che giustamente porta Bond. tua figlia al lavoro. Logan used to love her music. Allora, abbiamo degli altri indizi, quindi abbiamo un bel po' di indizi. Allora, Logan adora le canzoni. Abbiamo visto che è stata comunque all'FBI ed era comunque appassionata di racconti nordici.
biglietto per il compleanno. Poi abbiamo questi che sono per quanto riguarda la presunta vita che ha vinto Saga, che ha vissuto Saga qui a Watery. E ecco qua, così abbiamo completato pure questo e ci siamo tolti un cippolo dai Colions. Allora, abbiamo sempre l'altro indizio che non possiamo ancora mettere. Vediamo se c'è dell'altro. Allora, che cos'è qua? Oh, My attenzione! newfound relatives. Cozy Attenzione! with the cult of the tree. Colpo di schiena. And that's the clicker. In the hands of the cult, just like the page promised. C'è il clicker lì. Carlyvala Knights. That's the motorcycle club the Costello brothers are in. È l'altro edificio che abbiamo visto a Luna Visit Park. their nursing home. Right after I find this biker workshop. Attenzione. Quindi la conoscono la setta. Ragazza del posto annega. Quindi vedi, non è un problema di subire un trauma e cose varie. Saga sta vivendo adesso No. sta realtà dove sua figlia effettivamente è morta. Frega cazzi che lei sappia che non è così, però la realtà si sta plasmando in un altro modo. It's not true. Logan's back home. She's fine. Fuck. She's at school. David. I'm in the story and it's coming true. Wake said Scratch would try and hurt me with the horror story. But he said there's still time to stop this. That he can stop this with a clicker. Hey, this is David. Leave a message. David? Is Logan okay? Call me back as soon. Oh, attenzione. C'è un cervolotto. Attenzione. C'è qualcuno che ci sta cercando. Fuck. Hey! Stay where you are. Crimi, fai solo una cortesia, visto che hai usato un altro sistema per mettere a schermo la play. Mi dici se lo vedi comunque a 60 e fluido? Mulligan is a cultist? What the Allora. fuck is going on here? Mulligan comunque ha una maschera, quindi... Allora, intanto esaminiamo un pochino qua in giro e vediamo... Oh! Who is this incredibly attractive martial arts master? It's me, your brother, Ilmo. I now recognize you, but Ilmo, why are you dressed like that? Deerfest Ok, is almost grazie. here, which means we're chopping the prices on all of our custom-designed Deerfest parade floats. Floats created by the award-winning team at Kalevala Knights Motorcycle Club. Winners of last year's trophy for Best Deerfest float featuring an animal that is not deer. That very team. And you're gonna get a kick out of our latest float designs. We've done it all. Deerfest floats, restaurant floats, floats shaped like things we can't show on television. Our floats are the best way to impress your friends, propose to your partner, or throw shade at an office colleague. And we don't do just Deerfest. Our floats are a perfect gift for weddings, birthdays, bar mitzvahs, or your connoisseuria. Our floats will punch up any special occasion. But why take our word for it? Let's hear it from one of our many, many happy customers. I was at Deerfest last year. The floats were pretty good. One of them was a swan. And that was the people liked it. And there you have it. Award-winning floats now at reduced prices that will knock you off your feet. Order yours today. Vabbè, Cristian, perché no? Perché no? Perché no? Noi cercavamo indizi, abbiamo trovato un loro video, va bene, cioè a noi non è che ci dispiace sta cosa, anzi. Allora, vediamo se c'è dell'altro. C'è comunque la musica di suspense sotto che il gioco dice guarda devi andare là dietro, segui a quello, invece noi facciamo i cazzi nostri e ci andiamo con calma e tranquillità. Allora, qui mi sembra che c'erano comunque
Ok, c'erano delle altre case, ma al momento è tutto allagato e non possiamo farci niente. Allora, seguiamo il malfattore. Ok, abbiamo un bel po' di colpi, quindi va bene. Oh, eccolo là. Allora, prima di setta dell'albero, aspetta un attimo che salviamo. And now they're all taken. Oh, sai che c'è un certo graffio che si sta cercando di mettere in contatto con noi, ma noi non vorremmo parlarci possibilmente, visto che è una persona molto cattiva. Tu? Allora? Ehi, ehi, The headline about Logan wasn't real. Don't think about it. The cult has the clicker. Get it? Fix this. oh, This is the workshop from the photo with the cultists. This is where they had the clicker. If it's still here, I need to find it. ok. Noi qui siamo entrati anche nel DLC, ma era comunque un posto simile ma diverso. Allora, esaminiamo un po' e troviamo degli indizi, quindi magari siamo vicini al clicker in qualche modo? Allora, vediamo un po'. Qui c'è una porta. Ok. Qui non c'è niente. C'è un computer. Combinazione serratura. Buonasera. Oi Regen, bonsoir. E Ilmo, non trovo la nuova combinazione per aprire la porta. Guarda dentro la tazza di caffè che ride. Non mi aiuta. Serata sauna, quindi un po' di giustamente di divertimento tra colleghi nel posto di lavoro. Ultimo avvertimento per dirvi di smetterla di portare l'ODP fuori dalla sala riunioni. Volete sbronzarvi in officina? Fate pure, ma l'ODP è solo per uso rituale. Voi idioti siete peggio dei miei figli. Nascondete le casse. Ho visto che alcuni di voi piazzano le nostre casse in bella vista. Non fatelo, malandrini. Allora. Ok, Regen, non vedo l'ora di rigiocarci. Merita proprio come titolo. Guarda dentro la tazza di caffè che ride. Quindi vediamo se c'è una tazza di caffè che ride. Quindi noi, Christian, tu hai capito cosa si può evincere dai documenti che abbiamo appena trovato sul computer? Ecco qua, c'è un altro cervo. I feel Vieni qua. bad for these guys. Vieni qua, cervolo. Vieni qua. Ok, munizioni che fanno sempre bene. Tanto che Christian risponde io pulisco tutto. Questa è la tazza che ride. E questo è il codice, quindi clessidra, laterali e un prisma. Ok, allora. Locked. They must be in there. Clessidra, There has to be a way to get this lock laterali open. e il prisma dovrebbe essere così. No. Quindi al contrario, prisma. Vediamo un attimo l'ordine. Cri, ci sei ancora? Clessidra sotto. Ah, i due che si incrociano, ok, non quelli distanti, ok. Ecco qua, ok. Sono in live, sì. Christian, sei sparito? O sta scrivendo qualcosa di lungo?
O la chat non sta andando, può essere di tutto. No, ok, tutto a posto. Allora aspetto lui che torna perché sto punto è un attimino importante. Ah, ok, no, perché ti avevo fatto una domanda, e non vedevo risposta, ho detto che sei andato sul più bello. Quindi i documenti al computer li hai visti o te li faccio rivedere? Ok, allora, noi siamo entrati nel capannone, noi usciti abbiamo comunque visto che lo spirito o l'entità o il corpo di Mulligan ci ha portato qui, dai Kalevala Knights, negozio e impresa appartenere ai tanto amati fratelli. Siamo riusciti ad entrare qui, c'era un'indicazione per un codice per aprire la porta qui al computer e leggendo nelle altre mail ci sono delle mail un attimo particolari. C'è ad esempio questa che dice basta, dove dice che l'ODP è solo per uso rituale e Ilmo dice ai suoi nascondete bene le casse perché le state mettendo troppo in vista. Noi stiamo trovando le casse dei figli della foresta illuminata a mezzanotte? O per meglio dire le casse del culto della foresta? Quindi, Christian, se noi colleghiamo i puntini, e mi sa che sono i fratelli che sono dietro, o potrebbero essere dietro in qualche modo a questo. Che casse devono nascondere? E che casse devono nascondere? Ma poi basta leggere questa. Volete sbrozzarvi in un'officina? Fate pure. Ma solo l'ODP... Ma l'ODP è solo per uso rituale. Christian, credo in te. ODP che cos'è? Pensaci, ce l'hai la risposta. Ce l'hai. Ce l'hai. Io sono sicuro che tu mi darai la risposta esatta. Sono proprio sicuro. Oggetto del... Ah, quindi è un oggetto del potere. Quindi che cosa se ne devono fare due fratelli di un oggetto del potere? Abbiamo visto nella foto precedente che insieme a prozio e al caro nonnino, forse, chi lo sa, c'era un membro del culto della foresta con il clicker in mano. Christian, niente ci vieterebbe di dire che chi c'è dietro a questo computer appartiene al culto e sa che cosa sono gli oggetti del potere. Se Ilmo e Iacco gestiscono questo posto e scrivono queste email, ti trovi con me che 2 più 2 potrebbe fare 4 e in alcuni casi anche 5? Poi è solo per uso rituale. Per uso rituale, quindi... Allora, noi abbiamo sbloccato sta porta. Vediamo qui dentro innanzitutto cosa c'è. Allora, intanto è una safe, quindi... Ecco qua. È il nascondiglio della setta. Non ci sono dubbi, mo. Non c'è dubbio. Però intanto possiedono il clicker, esattamente. Però abbiamo proprio la prova adesso che questa è la base del culto. Non hanno un cazzo di oggetto. Allora, vediamo di trovare qualche indizio a questo punto. Aspetta, vediamo un po'. Ecco qua, vedi, ci hanno tutto segnato. L'interruttore che avete trovato in riva al lago non è spazzatura, è molto importante. Fidatevi di me. D'ora in poi, ogni volta che catturiamo un bersaglio, estraiamo il suo cuore, infiliamo dentro questo affare e lo azioniamo.
So che sembra strano, ma vi chiedo di fidarvi. Sarà come un rituale. Funzionerà. Ecco perché durante l'esame all'inizio del corpo di Nightingale avevamo notato come se fosse stato inserito qualcosa dentro. Quindi il culto prendeva le persone, uscite dal lago soprattutto, gli toglieva il cuore e attivava il clicker all'interno perché era un rituale. The cult is leaving supplies around for themselves. Facendo così ci siamo sbloccati dove sono This will be handy. tutte le casse, quindi ce le abbiamo segnate sulla mappa e ce le possiamo recuperare tranquillamente. Ho segnato la mappa come da richiesta, sono tutte le casse, le abbiamo contate e sono tutte piene. The Allora, Nightingale ritual wasn't completed. leggete tutti, non sto cercando di trovare un colpevole a tutti i costi, ma non possiamo permettere che dei turisti qualsiasi raggiungano a piedi uno dei nostri rituali. Siamo stati interrotti prima di poter usare il clicker. Diavolo, le luci non erano nemmeno state preparate, è inaccettabile. Quindi vediamo cosa abbiamo imparato. Dobbiamo preparare tutto più in fretta, dobbiamo essere sicuri al 100% che ci sia qualcuno di vedetta, comunicare, comunicare, comunicare. Scivoloni come questo sono il motivo per cui ci sono agenti dell'FBI che ficcano il naso. Il che non va bene. Sono così duro solo perché so che possiamo fare di meglio. The cult isn't well organized. People aren't following orders. Leggere a chiunque abbia sabotato l'attrezzatura della Lake House. Smettetela. Se state cercando un modo per supportare la setta, così non aiutate. A meno che non pensiate che attirare l'attenzione dei federali su di noi sia di supporto, nel qual caso potete andare a fanculo. State alla larga dall'FBC e se li vedete ficcare ancora il naso in giro, riferitelo al Gran Maestro. C'è anche un grande maestro. Il grande maestro Reccaio. Grande maestro Reccaio del nord. This is the cult's process. Allora, questa è la procedura della setta. Their ritual. Allora, circondare il bersaglio. Sopraffarlo, usare un martello o un altro oggetto contundente. Immobilizzarlo. Estrarre il cuore, recitare le parole. Inserire il clicker nel petto. Premere 2 volte l'interruttore per assicurarsi che funzioni. Ricordarsi dei riflettori sui 3 piedi, i 3 piedi che abbiamo trovato all'inizio. Dobbiamo vedere cosa stiamo facendo. Agire sempre in coppia. Quindi era un po' una setta che sembrava così tanto organizzata e tanto violenta all'inizio del gioco, pure per come l'abbiamo vista. Ma visto come abbiamo capito i fratelli gestire il tutto, è vero che hanno imbastito comunque un rituale per qualche motivo e sono a conoscenza anche del clicker The photo e che sia un oggetto del potere. Thor and Odin were in it too. Però sono organizzati un po' alla pane e puparuol, mettiamola così. Allora, a questo punto il clicker è nel garage. Se seguiamo i dati che abbiamo preso finora con queste prove, niente ci vieta di pensare che sia così. Poi, qui non abbiamo altro. Qui non c'è altro. Qui c'è A qualcosa. fuse. C'è I un can use this to fusibile. get the Espresso Express working. Ok, possiamo riparare qualcosa. Qui ci sono degli altri documenti. This is one weird cult. Siamo la setta dell'albero, la setta della foresta, l'ho chiamata prima. Ah, boh, foresta, albero, la foresta è fatta di tanti alberi, stiamo là. Noi osserviamo nella notte. Ora lo so, questa è la nostra missione. Rendere il bosco di nuovo spaventoso. È un albero, un abete rosso. Tenerli lontani, tenerli al sicuro. Insieme siamo una foresta, setta dell'albero. Vabbè. Contenti voi, contenti tu. Rose. She's that waitress from the diner. Osservazione di Rose Marigold. Ma quindi, se il clicker è effettivamente un oggetto del potere e venne usato dalla madre di Alan quando questo era piccolo, allora già esisteva? Allora, altra domanda, poiché la madre aiutava Alan scacciando l'oscurità mostri con il clicker, allora Alan era già un obiettivo del luogo oscuro? No, Christian, io non credo che la madre di Alan Wake avesse dato un oggetto del potere al figlio per qualche motivo, ma se noi ricordiamo quello che abbiamo appreso in Alan Wake 1
è che Alan, una volta capito di essersi ritrovato dopo una settimana e passa che aveva perso la memoria, che aveva scritto qualcosa che stava effettivamente cambiando la realtà, lui ha preso un oggetto a lui caro della sua infanzia, che era semplicemente un interruttore che serviva per far allontanare i mostri, utilizzando il potere del cambio di realtà della zona oscura, ha reso quell'oggetto un oggetto del potere. Era un semplice interruttore prima. Quindi non è che Alan Wake era già, o almeno per quello che è la storia finora. Poi comunque abbiamo ancora il gioco da fare e casomai usciranno altre cose in futuro. Io ti dico come l'ho sempre vista io. Alan in un momento di difficoltà si è ricordato di qualcosa con cui scacciare i mostri, presenze oscure, che è il clicker, e ha riscritto la storia nel primo Alan Wake per fare in modo che quell'oggetto della sua infanzia fosse ritrovato a Bright Falls e che avesse quel potere, perché lui aveva già intuito di avere il potere di cambiare la realtà con le sue parole. Non è già da quando era piccolo, che se la presenza oscura già lo stava pedinando da piccolo, e proprio nella vita brutta che sarà Alan Wake. Quindi stavano comunque seguendo Rose. Rapporto osservazione oggetto, la setta dell'albero. Questi sono documenti del bureau che si trovano qui, quindi li hanno trafugati loro. Una sorveglianza intermittente del gruppo paracriminale conosciuto come setta dell'albero ha mostrato che opera in una piccola area dello stato di Washington. Il gruppo è composto da individui zelanti dotati di soli attrezzi comuni. Il livello generale dell'organizzazione è basso, la comprensione generale è bassa. La nostra valutazione è risultata in uno stato di rischio di categoria arancione. Sono necessarie ulteriori indagini per scoprire i dettagli e le fonti esatte delle loro conoscenze riguardo agli elementi paranaturali. L'unità investigativa consiglia di tenere la setta dell'albero sotto continua sorveglianza e tenere tutto pronto per l'arresto e la confisca dei beni del gruppo. Consultare il fascicolo 8521 1027 per un rapporto completo e per le azioni consigliate. Il sommario e il rapporto completo verranno inoltrati al dottore e alla dottoressa Marmont del sito di ricerca di Calderon Lake. Entrambi operano in una zona condivisa. Aggiunta. Le azioni consigliate vengono ridotte a una sorveglianza intermittente continuata a nessun arresto per via della priorità da assegnare alle risorse. Quindi il Bureau of Control, che sta al di sopra dell'FBI e quant'altro, aveva comunque capito che sta setta fatta da personcine di paese che nel tempo libero andiamo a caccia di mostri, però per quanto fossero allo sbando comunque avevano conoscenze di elementi paranaturali che persone comuni non dovrebbero avere. Avevi ragione, questi stronzi inquietanti ci osservano e il livello della nostra organizzazione non va bene, non sanno di che cazzo stanno parlando. Quindi setta, a questo punto che cosa stavate facendo con una botola oscura anche a dire? Che è successo? Una cosa prima. A creepy Non so se tu l'avevi basement. visto. No. Amanda 3. Teaser di Amanda. Shit. IGN messo, quindi autentico. Allora, completiamo sta scena e poi ricordamelo dopo e ce lo vediamo. Autentico teaser di Amanda. Numero 3. Vabbè, ottimo, ottimo. Numero 3. Allora, Christian, che cosa ci sarà mai qua sotto secondo te? No, guarda, stanno facendo un sacco di cose in questo periodo. Vabbè. Ok. Fammi accertare che Christian mica sei ricaduto di nuovo? Guarda, tutto bene? Può essere che magari è esploso un attimo. No, pure prima gli si era spento il PC. Ok, vai avanti, ok, perfetto. Ok. C'è. Sulla cosa che ti ho spiegato, c'hai dei dubbi prima che apro sta porta? Enzo Paolo tu. Che? Non Perché? c'è. Come mai? Non c'è. Però se la presenza oscura avesse scritto il sindaco di Watery e Enzo Paolo, sarebbe stato lui effettivamente. Sì. Dubbi zero. Ok. Domanda Allora. tante. Oh, ragazzi? Voglio vedere la verità. Vabbè. Qui verità, ci sono realtà che si sovrappongono, il concetto di realtà è un attimino da valutare. That's the clicker. C'è il clicker, è qui. Christian, è qui. Lo posso cliccare tutto. Dove c'è? Lo posso cliccare tutto.
Premi questo tasto pazzo. Prendi. No, spari tutti. They took it. L'hanno They're playing preso. with me. I was so close. No, l'hanno preso. È possibile fare una deduzione. Allora, innanzitutto abbiamo avuto la prova che il clicker era qui, ma ci è stato proprio ciullato dalle The mani. clicker was there. Come the lo whole recuperiamo time. il clicker? Fucking Mulligan and Thornton. Quindi anche i due poliziotti facevano effettivamente parte del culto. No. Logan's not dead. No. Questa l'ha proprio modificata lei. È la prima volta che ci fanno cosa del genere. Gli indizi che sono, ecco, come dicevi tu prima, voglio sentire la verità. Lei in questo caso sta rifiutando la realtà perché frega cazzi che tu sai che tua figlia non è morta. Sei in una situazione dove si sta plasmando un tipo di realtà diversa. Tua figlia è morta, morticchiata. How do I Morticchiata. get it Fino a back? poco prima era vivo. Mo loro dicono che è morto. Allora, agenti. Non mi ricordo se era presente nel primo, ti dico la verità. O se c'era qualche riferimento pure in Control. Who's the leader? Brains leaking out like milk. The thrill of domination. Not one tree, a forest. The word. A secret like this doesn't die. There is more than one leader. Ok, quindi abbiamo degli altri indizi a sto punto. Quindi per la setta dell'albero abbiamo proprio un bel po' di cose. Allora, chi è coinvolto? Thor e Odin sono coinvolti? Perché a questo punto abbiamo trovato la foto e c'è un attimino di problemi. Allora, per quanto riguarda questi, il rituale della setta è questo, e adesso sappiamo con precisione com'è. Sappiamo anche come andava utilizzato il clicker. Posso fare una breve ricerca perché secondo me era lo sceriffo. Controlla, ma lo sceriffo è stato spiegato prima che non c'è lo stesso perché si è ritirato. Sarebbe meglio se Per questo poi c'è Christian Team non cercasse Breaker. ste cose. No, è Christian, di base tu non cercare niente. Faccio io, Cristian. Non cercare aspetta. niente. Faccio io. Che è meglio. Allora, quindi questo è i simboli della setta. Allora, vediamo un po'. Psicologia della setta, no? Chi è coinvolto? Questo. Ilmo e Jaco potrebbero essere facilmente coinvolti. Keep trying. Bravo, Cristian. Rosemary Gold, perché a questo punto perché loro dovevano avere di tante persone che il bureau ha seguito un attimino, perché gli interessava soltanto quello di Rose? Allora, psicologia della setta, nota di un adepto, no. Dove vai tu? Think, Saga. Ok. Quindi alla fine noi sappiamo che Nightingale è diventato comunque un mostro e ha attaccato tutti. E abbiamo letto che c'è stato un problema per quanto riguarda l'utilizzo del clicker con lui perché sono stati scoperti dei due turisti che abbiamo visto all'inizio. Quindi forse utilizzare il clicker avrebbe reso Nightingale morto definitivamente. Ci potrebbe stare come ragionamento, no? Ok, ho trovato la cosa. Ok. Allora, canonicamente deve essere ancora, diciamo, nella Alan Wake Wiki proprio questa cosa qua. Ok. La parte di Alan Wake, del gioco di Alan Wake dove dovrebbe apparire è To Be Added. Però non dice niente. Ok, beh, poi vado a In vedere ogni io sta caso, cosa con calma. È apparso per la prima volta come voce nel Night Springs comic nel Ah, 2010. ok. Di conseguenza è Sa già dove uscito in cazzarola va. passato. Poi di Alan Wake 1 non ne parla. Mi scusi? Ah, ok, andava qua, a posto. Quindi questi qua li abbiamo messi tutti. Ci abbiamo ancora storia che non possiamo andare avanti, ma la stanza immaginaria di Logan contiene i suoi veri ricordi.
Quindi comunque quello che la storia sta prendendo riguardo sua figlia è vero, non ci può fare niente. Sure. Quindi alcuni dettagli vengono cambiati, non tutti. Allora, e a sto punto dobbiamo uscire da qua. C'è una pagina di manoscritto. There was another overlap here in Watery. C'è The un'altra parade float was the sovrapposizione. key. Mulligan and Thornton had gone there, taken the clicker, left this monster here to stop her. There's an overlap here, like there was at Cauldron Lake. Mulligan and Thornton are like Nightingale. Inside, waiting. Quindi sono entrati anche loro in una sovrapposizione. Mulligan and Thornton were fine earlier. How did this happen? Terrible mistake. Shadows crept over Mulligan and Thornton. Shadows on their faces, filling the shape of them. Bright Falls fucking finest. Shitty pastrami sandwich. Mulligan and Thornton became like Nightingale. Ok, sono stati presi. Quindi abbiamo... Saga had read about it. The trap. She knew what was waiting for her. The Non è moment she saw the questo. giant, she knew she wasn't Ah no, ready. no, no, questo qua, You questo let qua. Logan drown. The weapon it carried could crack her skull like a brittle egg. Brains leaking out like yolk. Everything she loved, lost. Everything she was, lost. We will watch it eat your mind. Lost. Reading this made her sick, but the fear was sharp when she faced it. There was another overlap here in Watery. The parade float was the key. Mulligan and Thornton had gone there, taken the clicker with them, left this monster here to stop her. Allora, quindi a questo punto Alan sembra averci avvertito di qualcosa. A Taken is upstairs. This was a trap. Questo è il sistema che sta utilizzando giustamente Alan per far andare avanti la storia. L'ha detto parecchie volte, deve diventare sempre più una storia dell'orrore. Può una persona, appena ha trovato un oggetto importante di storia, andarsene da quel luogo senza neanche un imprevisto? Cioè, noi siamo entrati nell'ufficio, abbiamo trovato il codice, salve, abbiamo scoperto il culto. Abbiamo vinto. No. Però grazie alle pagine che ci ha scritto Alan, sappiamo che sopra potrebbe aspettarci qualcuno, armato di un'arma che potrebbe farci saltare il cervello con un sol colpo. Quindi io andrei fuori col fucile. Sì, Anzi, aspetta. io andrei fuori con 2 fucili. Io gli piazzerei prima una bella in Ah, fronte. proprio una balestrata, certo. Allora, vediamo qui cosa c'è. Buonanotte. Caffè dell'anno? E giustamente ci avete Coffee World, quindi... Ok, allora. Salve. C'è qualcuno? C'è qualcuno? Qualche anima gentile? Non c'è nessuno. A posto. C'è nessuno, Gianmarco. Oddio, era qui dentro! Invece c'è pure il martellone. Non penso. Carica Saga. Saga, fai presto! Che questo ci dà una martellata, ci distrugge. Vieni. Okay, Signor Giovanni non c'è now più. where's that parade float? Però ce ne sono altri. Forse. Ok. Salve, arrivederci. Il signor Martellone ci saluta. Ringraziamo Alan per l'avviso. Allora, a questo punto possiamo un attimo... presenza oscura. Ci hai provato? Ci hai provato? Allora, ha detto il carro è l'indizio Is this the chiave. parade float Ok. Paige mentioned? Ok. Possiamo esaminare. Sì che possiamo esaminare, facci esaminare, però dobbiamo prendere prima questo. The overlap formed around Watery's dark past. The ritual to enter was tied to crafting the float. Art was the key. It had the power to let Saga in. At Cauldron Lake, giving the poem and the heart to the witch sign opened the overlap.
Here, Quindi it's dobbiamo a fare parade qualcosa float. di artistico. But it's Allora, incomplete. vediamo un po'. Potremmo dare Ilmo fuoco a stood in una front of the stalla. parade float, Non penso serva. turned Non dramatically è to his artistico. Non crew. penso. No. Now, imagine the murderer's arms moving. Stab, stab, stab. And then Naki laughing. Everyone at Deerfest always plays it safe. Not us. This monument to Watery's history, this work of art will sweep this year's awards. The overlap formed around Watery's dark past. The ritual to enter was tied to crafting the float. Art was the key. It had the power to let Saga in. Ok, quindi a questo punto vediamo un po' cosa ci vuole This is per fare one il carro. disturbing parade. I Allora, don't hear any haunting laughter. risata inquietante. Ok. Poi che cosa abbiamo? Not sure what Puko Yutari ha means, but massacrato la sua vittima looks con like il the knife coltello is missing. Pucco. Il coltello di cui si parlava che era presente nel negozio dei souvenir. Sì. Qui serve How come una one of them is maschera. wearing a mask and the other isn't? Ok, e c'è qualcosa qui. Stabbing. Again Colpite and con il again. coltello ancora e That ancora. must mean the arm's supposed to move. Ok, qui c'è qualcosa. Allora, iniziamo a mettere insieme gli indizi che abbiamo. Quindi a sto punto, sulle tracce della Figured all this out setta, already. So this goes here and that allora, goes there. al carro servono un coltello, quindi il personaggio dovrebbe muoversi. Serve una maschera. Serve coltello, un pucco e serve una risata. Quindi, a sto punto, noi ci abbiamo altro da inserire, no? What's missing from the parade float? I need to put it together. Dobbiamo riassemblare un attimino il carro. Allora, vediamo un attimino qui cosa c'è. So this is Ok, the allora, Koskela Brothers parade float. questo è tutto l'elenco Looks like di quello only che 4 serviva. pieces are missing. Benissimo. The mask is the only one without a location listed. Allora, Gift il shop. pucco Easy. è al gift shop. Quindi dobbiamo andare al gift shop, dove abbiamo risolto l'enigma della cassaforte. E quindi già una cosa la sappiamo. I can't make La out what it says. maschera non sappiamo dove sia in nessun modo, non abbiamo indizi. Espresso Il Express. Got circuito it. all'Expresso Express e abbiamo preso un oggetto prima, un fusibile per poterlo Fair riparare. Trade Fun Zone. Espresso macchiato. E la cassetta è nella Fair Trade Fan Zone. Quindi noi adesso sappiamo dove poter prendere questi. Quindi la lista menziona una cassetta e la possiamo mettere a Sente dei suoni. Quindi dobbiamo trovare qualcosa che faccia dei suoni. Il circuito stampato, perché il personaggio dovrebbe muoversi e dobbiamo andare a Espresso Macchiato. Molto bene. La maschera non sappiamo dov'è, quindi dobbiamo chiederla ai fratelli. Maybe E he il needs pucco one. sappiamo che è presente nel I negozio di figured out what the souvenir. float is missing. Quindi, fratelli in affari, dov'è la Non credo maschera? sono i fratelli in affare, così. Io so che loro fanno affari di vario tipo e di vario Questo è genere. The vero, materials per listed carità. for the parade float mention Dove the l'avete mask. messa? Scusate. Where is it? Poor Mocha Moose. He never Il felt cervo to che avevamo amuse letto me. all'ingresso. Now we know, Ilmo, there is such a thing as too much coffee. Mocha will live on in a place of honor. Quindi si He lamentavano lost his che head. bevesse del caffè, ma erano loro comunque a darglielo un pochino. Mulligan and Thornton must know where the Musco mask is. Ok, a questo punto hanno fatto qualche casino, qualcosa che ha a che fare con il teschio. Allora noi iniziamo ad andare a prendere gli altri indizi e giriamo. Possiamo chiedergli altro? Sì, si è sbloccata un'altra voce. Ragazzi, sapete dov'è la testa? Where is it? The dead brought back to life. The crown of the Grand Master. Moose steak is near. Stecca d'alce a questo punto. Just get it fucking done. They know where it is. I know they know. Ok, dobbiamo trovarli.
Ragazzi, Where is the mask? per piacere. Didn't bleach it. We'll powder him. The maw of the crumbling will. Show the bitch who's boss. Questo è rosso. E c'è il pozzo. Eccolo qua. The moose mask is at the Huatari Well, in Coffee World. Ok, è al pozzo. Benissimo. A questo punto sappiamo dov'è. Come indizi non abbiamo altro. Abbiamo tutto quello che ci serve. Quindi all'avventura. Like I did in Cauldron Lake. The Allora, well, here in la Coffee maschera è World. qui. I know the moose will be there. Allora, noi è qui, ci accingiamo a prenderla. Now I need to bring the mask to the float. Ok, allora. No, ho sbagliato strada, è di qua. Allora, a questo punto, tu beccati la maschera. The moose skull goes here, Ecco qua. obviously. E questo l'abbiamo fatto. Meno, ce ne mancano 3. Ritorniamo nel parco di divertimenti preferito da tutta l'America. Espresso macchiato è qui, quindi abbiamo anche il fusibile. Allora, e a questo punto mi sembra che andava messo prima qui. Eccolo qua. Fusibilone messo, quindi l'attrazione si è attivata. E adesso la possiamo attivare. There we go. Now I just need to stop it. C'è in uno a spazio position to let aperto me di get to that fronte. circuit board down there. Non l'ho aperto a tempo. Ok. L'ho mancato. Dai. Ok, quindi possiamo scendere qui. Ok, a sto punto c'è un piccolo passaggino. Lagga un po'. Era la scena, vedi adesso come va? C'è stato un attimo un abbassamento di linea. È tornato normale adesso? Ok, il circuito stampato pure l'abbiamo trovato. A posto. Ora Shit! è ripartito il tutto. Chi l'ha attivato? Riding that. Ah, ok, Giovanna. Giovanna, scusami, stavo controllando e c'è stato un attimino da parte mia un abbassamento di linea, però gli altri dicono che non c'è stato. Prova a chiudere e riaprire la live, alcune volte succede. Allora, noi di qua espresso macchiato non ci possiamo andare più, No. però abbiamo già recuperato anche il secondo pezzo. Ok, grazie ragazzi. Allora, a sto punto, noi li abbiamo. Ci abbiamo da andare nel negozio di souvenir. Quindi noi andiamo con tutta tranquillità. Non c'è nessuno che ci sta rompendo le scatole al momento, quindi sta cosa a noi ci fa piacere, che i colpi finiscono subito. I guess Ecco il it punto. Ok, l'audio si è completamente tagliato, Sì. va bene lo stesso. Sì. Ci avevamo una deduzione da poter mettere. La maschera era nel pozzo, adesso non c'è più. The moose mask appeared on the well. Quindi non possiamo fare altro e dobbiamo andare nella zona di divertimento. Ecco l'orso che abbiamo visto comunque nel video dei fratelli, cioè proprio lui l'originale. Allora, la fanzone era di qua. Noi abbiamo sentito qualcosa quando siamo venuti qui l'altra volta. C'erano un pochino di cose, c'era un po' di presenza oscura e personaggi che ci avevano accerchiato, però c'era lui.
E tu dietro c'hai una Thank cassetta. God. Anche perché così tu taci e non ci fai cagare sotto ogni volta. Quindi abbiamo tutti gli oggetti. Fatto. Facile e veloce. No, no, non è più facile e veloce. No, stavo scherzando. Stavo scherzando. Stavo scherzando. Stavo scherzando, signor Lupo. Signor Lupo, vieni qua. Signor Lupo. Signor Lupo, vieni qui, Lupo. Lupacciotto? Ti fermi, Lupo? Lupetto. Tanto non puoi fare il giro, Lupo, è inutile che ci provi. Non puoi passare di là. Lupo? Oh! Vieni, 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 vieni. Sì. Pezzettino di merda. Vieni qua. Sì, vai di là, vai. A posto. E il lupo non è più un problema. Tacci su ha tolto tutta l'energia. Ok, ci riprendiamo la freccia per sicurezza. Va bene, io non devo dire più siamo tranquilli in questo gioco perché dimentico quanto sia gentile in alcuni momenti. Ora vediamo se riusciamo a recuperare pure un po' di energia qua. Ok, noi abbiamo fatto un check. Allora, adesso dobbiamo soltanto consegnare il tutto. Però prima che mi... Salve? Salve. Lei è? Ah, lei è uno che si sdoppia. Benissimo. Non problema. Lei è molto gentile, lo so. No. Scusi, può morire perché scusi. Quest'altro che mi sta un attimino addosso, però uno è morto. Tu sei di qua? Sì, vieni. Vieni. No. Meno due. Well, now there's less monsters. Allora, abbiamo risolto un altro piccolo problemino. Allora, qui dentro a sto punto va il circuito stampato. Arms moving. Poi, a te serve il pugnale. There's your knife. Mi avvalgo della facoltà di non rispondere al momento in attesa della prossima zona, quindi mettetevi comodi e preparatevi per qualcosa di molto calmo e tranquillo, ragazzi. Okay, Saga. Let's get the clicker from these assholes. Ok, allora, prima di prendere il clicker da quei bastardi, io farei un attimo questo qui. Non abbiamo neanche un cazzo, non abbiamo una cura, e questo potrebbe essere un grossissimo problema. Quindi nonostante il gioco ci voglia lì, io devo tornare un attimo indietro perché comunque dobbiamo sopravvivere, perché sennò il gioco non lo mandiamo avanti. Ok, una molotov può servire. Vediamo se ci eravamo tolti qualcosina da mezzo per i tempi bui, e i tempi bui di fatti sono arrivati. Allora, facciamo. Posiamo te. Aumenta la durata dell'effetto dei nemici barcollano, aumenta la salute massima, quindi al momento mettiamo te qui. Mettiamo te qui e ci prendiamo il kit medico. Ecco qua. Se no avremo dei serissimi problemi. Allora, a questo punto andiamo. Si scende nel pozzolo. Sì. Va bene. Allora, non mi sembra un posticino tanto accogliente, What the hell? Where am I?
Ok, dove siamo finiti? Ok. Ok, siamo vicino al lago. Sta cosa non è tanto buona, eh. C'è qualche oggettino, qualcosa? Una pagina di Alan. Gli agenti all'obitorio. Mulligan and Thornton in the wreckage of the morgue. Shadows on their faces. Thornton did his best woman's voice. I'm a stuck-up FBI bitch. I'll make a big fucking mess, then get these dumb backwater cops to clean it up. Thornton turned to his partner. These government motherfuckers. Next time, Mulligan, I'll tell her. You got no clue. You let your own kid drown. You're a fucking fraud. Mulligan leered. Pinning the murder on the Bookers would have fixed this whole goddamn mess. But their kind always sticks together. I reckon we should show the bitch who's boss, Thornton. Shadows crept over Mulligan and Thornton. Inside them, they grinned. Quindi loro, sentendosi superiori e diventando un po' cattivelli, sono stati un attimino facile preda della presenza oscura, che li ha presi e li ha fatti fare delle cose un attimino molto cattive nei nostri confronti. A noi ci interessa comunque recuperare il clicker a questo punto. Quindi qui non c'è nient'altro. E andiamo avanti. Ci buttiamo nel lago e finiamo il gioco? Allora, no, noi affrontiamo le nostre paure e andiamo avanti. Posto così tranquillo dove passare le serate, perché no? Allora. Non è vero. Non è vero, non è morta nostra figlia. Sono fissato. Non è morta. A forza, prego. Sì, ma Non poi mi eccessivo. sembra un po' esagerata come cosa, Forse non è il metodo giusto. No. Allora, ho fatto Potrebbero il usare giro. parole più dolci, magari, più amichevoli. Scusa, se vuoi il clicker e ci dai una motivazione, senza noi diciamo va bene, allora Se vuoi il tenetevelo. clicker facciamo un duello, per esempio. Però in lui maniera da stronza, garbata. tua figlia è negata, non hai mai fatto niente di buono, non mi sembrano. Poi fai. Non è bello. Stiamo sentendo anche la sua voce. Logan? Logan! I'm Noi here. siamo scesi dal pozzo e c'è un altro pozzo in cui scendere, quindi dove stiamo Logan! scendendo? Stai scendendo al centro dei pozzi. Allora, Viaggio vabbè, al centro scendiamo, del pozzo, l'hai mai scendiamo. visto? Viaggio al centro della Terra. Allora, No, del pozzo in questo caso. e qui no, stiamo scendendo proprio al centro della Terra, perché Tu mo esci da un altro The story is pozzo, dall'altra trying to parte del take mondo, però. I can Capivo? still stop this. siamo tornati nel corridoio che c'era lì. Ma questo è il tunnel di Blueprints. Oh, C'è la aspetta, chiave. c'è un bell'uomo. C'è un bell'uomo. Sì. Wake? I saw him this way in the other overlap. Attenzione. Attenzione. It's a loop. Siamo ritornati di Just like nuovo before. alla cabina come prima. È un loop. C'è una persona morta, pace all'anima sua. Un Oh, defunto. qui c'è qualcosa, c'è un'altra pagina, attenzione. Il funerale di Mocha. Basta Bill loop. Koskela stood in Christian, front of the ne small accusavo. gathering of Coffee World Cap. employees and bikers. Loop, capita. He read from Christian, a tu hai piece of voluto paper. venire in questo mondo. Mocha E was a mo vedate, wonderful Christian. moose who deserves a place Jonas, of se honor ci in sei, all si è of the ripresa Calabella la Knights. live. His skull will become the crown of the Grand Mi Master. sa che era un The problema dead proprio brought tuo, back to che life. pure Reagan ha detto a me tutto It was bene. polite Di questo applause. mi volevo accertare, che qua After c'è stato un service, abbassamento, Gilmore ma had the non body hauled penso off to così be turned into grave. moose steaks. Sticche d'alce. Mulligan and Senti Thornton che were sa tagged to get the l'alce. head cleaned. They both grabbed an antler. Secondo me What the carne hell, dura in Thornton? quel cavallo. I got it, Mulligan. Non mi sbaglio, l'avevo They letto. brought the stavo- skull into the workshop to boil it and bleach it. They grumbled. Wanted to just get it La fucking done. scienza. It was just a stupid animal. No, But I non guess era uno mistake stupido is animale, never ma alla fine mistake, alle bistecche huh? d'alce si va sempre sul sicuro. Allora. Benissimo. Quindi sappiamo anche esattamente cos'era quel teschio che abbiamo preso. Qui non c'è nient'altro. Qualche oggetto, un aiutino, qualcosa? Assolutamente niente. Vabbè. No, ho trovato delle info. Ok. Giusto anche per uno sfizio personale.
è una carne magra, molto ricca di proteine, vitamine, ferro e minerali. C'ha meno grassi del manzo e ha un sapore che ricorda il manzo misto alla selvaggina. Non so voi, ma io non ho mai mangiato il cervo e tutti dicono che è buono. Penso l'ho che tramite assaggiato. internet si possa trovare qualcosa. Tu l'hai assaggiato? Io l'ho assaggiato, il cervo è un po' strano, cioè a me personalmente non piace molto. Mi ha fatto un po' strano. Ok, no, sono più curioso Però ancora di ci sta. assaggiarla. A me se le cose Comunque sono sembra una strane carne mi molto piacciono. nutriente, sembra una carne che faccia Ok. molto bene quella d'alce. Tipo come quella di cavallo. Io quella l'ho assaggiata ed è buonissima. Allora, Addirittura salve. viene consigliata anche in una specifica dieta per cani e gatti. Ah, ok. Figa. Tu l'hai mangiato il cervo? O l'alce. O il cavallo? Vabbè. Minchia, passa un ambientalista qua ci riempie di parole. Beh, Vabbè, uno è per libero di mangiare la il cavallo, per carne. esempio, a me fa I can't get cagare, through non that. mi piace minimamente. I need to look for another way Ah, through. Complimenti, Ah, Reagan. ok. E che ne pensi, Reagan? Qui non possiamo passare. È cambiata la realtà. C'è un pozzo pieno di sangue. Giusto per C'è una capire voce quello che familiare. No? Anche Zebra. Era Ati che cantava. Lo senti? Ricordava un po' una persona. E Reagan, faccio una descrizione. Perché però. stiamo sentendo Ati qui? Io mo sono curioso di sapere che sapore c'hanno. Spiegamelo un po'. Alce è molto saporito. C'è cosa tanto di selvaggina. Non mi hai convinto. Ok. Ah, l'alce quindi è anche molto saporito. Di mo sarei curioso di assaggiare. Noi ci Allora. dobbiamo ordinare la carne Sì, secca, quella sì. là che abbiamo Quella visto. sì. Ci ordiniamo a me e te. Allora, c'è qualcosa lì. C'è qualcosa lì. C'è un video. Gente che balla? Sembrerebbe. C'era. Non c'è più. Sembrava una sala da ballo con alcune persone che ballavano. Che c'entra? sua mo figlia. sta- C'era. Non penso che C'è sia più. la figlia. Ah, no, dicevo come la figlia. Prima c'era, poi non c'è più. Forse. Noi l'abbiamo vista da questa parte. Tipo 2 giorni fa riascolta la canzone di Ati. Che dici, Christian? Qualcosa. Non so. Allora. Io vorrei conoscere chi ha Per fatto- far capire un attimo la zona, devo fare un attimo una cosa tornando indietro. Allora, noi siamo tornati alla zona di prima. Canzone molto bella e. Il trucchetto sta nel seguire proprio Ati, perché qui diventa ad un certo punto come una specie di labirinto. Quindi Ati in qualche modo ci sta dando comunque una mano nella sovrapposizione per trovare la strada giusta. Ho avuto anche la possibilità di provare il canguro, ma alla fine sono Quella andato di com'è? zebra. Oh no, tu non devi l'ha provato venire. solo la zebra, non l'ha provato. Regan, ma dove hai avuto modo di sciocco, assaggiare tutte sciocco. queste cose? Che cosa hai fatto? Sei andato in posti specifici? Hai fatto un'esperienza tipo come si fa col vino magari? Allora, togliamoci la sicurezza. Ah, era un expo, ok. Bella capata. Secondo Qui te non si può c'è assaggiare la nient'altro. carne di miniponi? Il mio momento. Vedo un po'. Oh! Salve! Maron, un funkel. Salve! Perso la maschera! Si incazzano i fratelli! Si recupera la maschera! Si incazzano i fratelli! Si incazzano i fratelli! Non si incazzano! Calmi! Terminal patient. Oh, salve Giovanni! Salve! Arrivederci Giovanni! Oh! C'è anche Nicola! Ciao Nicola! Non l'ha provato il canguro, Christian, alla fine. Ha scritto dove avevo avuto modo, ma alla fine sono andato di zebra.
Vedi Ci stanno Christian? iniziando ad Devi attaccare. prestare attenzione, Christian. Vedi come in Alan Wake. Basta un attimo, po'. Sono i dettagli che fanno la differenza. Ah, il cervo della stagione in alto mare. Mica, Regan, sei un navigatore, Ok. quindi. Che Ma non è vieni bello a farti provare un giro a cose Napoli, nuove. Regan. Ti facciamo assaggiare carne di Enzo. Oh, sì. Oh, c'è qualcuno lì. Un'iconografia di Gesù. Se lo vedi così c'è un pochettino il È volto rimasta che... l'ombra, sì, mo si è tolto. Però sembrava qualcuno. Una faccia così. Era una faccia conosciuta. L'hai riconosciuta, Cri? La posso vedere? Allora, se capiti, Regan. faccelo sapere. Quindi Regan. Assolutamente. C'è qualcuno che non sta bene con i nervi, c'ha un po' di problemini e cose va. Noi difatti stiamo girando in tondo. Vedi? Allora, si riesce un pochino a vedere. Si riesce a vedere qualcosina. Non si vede più niente. È una cosa che non abbiamo mai visto, Griff. Te lo confermo, non farti di dubbi, l'abbiamo già visto, non l'abbiamo vista finora. Chissà se la vedremo poi in futuro, chi lo sa. Allora. Okay. Going down. Stavo pensando a una cosa in cui non ho visto, ma non la ricordo di una grafica. Sì, c'è qualcosa di... Ma a quanto di pare non è brutto. così, dice. Ok, va C'è bene. qualcosa comunque di brutto qui. Allora, qui adesso il tunnel È un tunnel. è un attimo pieno di sangue. Oh, c'è un bell'uomo. Ehi! Trapped how? C'è l'eroe bloccato. Ma noi What l'eroe does ce that l'abbiamo fuori. Come fai a essere bloccato se noi ti abbiamo portato fuori? Scusami. Signor Alan, e che cosa stai combinando? Scusami. Ti trovi col ragionamento, Cree? Noi Alan ce l'abbiamo fuori. Però ci stiamo continuando comunque a giocare. Quindi che cosa? Ecco una radio. Ok. Allora, c'è qualcosa adesso in casa? C'ha troia. Saga, capisco l'enfasi che stai in una sovrapposizione e ci sono i mostri, però è un attimo calma, eh. Allora, qui non c'è niente, qui non c'è niente. C'è un video. C'è qualcosa che non riusciamo a vedere bene. Allora, qui c'è una scatola, ok. Qui c'è una cassa, buono, buono. Prendi tutto. Brava Saga Henderson. Carichiamo. Qui per sicurezza. Che sia il futuro. Allora, abbiamo visto qualcosa che poteva sembrare una sala da ballo e delle persone che camminavano. Abbiamo visto un uomo in volto che era una persona che tu potresti riconoscere. Ma non so se ci sei riuscito, però se la vedi per bene sono sicuro che riesci a capire chi è. Aiuto grosso, indizio grosso, il gioco te lo sta dicendo chi è. Allora ragazzi, voi siete due rompicoglioni come boss fight che non avete idea, ma avete un bel po' di casse qui, quindi come togliere? No. Allora, perché se non togli le sfere uno dei due non muore, l'altro si mette da sopra e ti martella con i pugnali dall'alto. Ok. Allora. Ce n'è un altro qui. Ok. No, sei molto cattivo, sei stato. Molto cattivo.
No, oh, tua sorella. Il giorno 24. Curati, 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 curati. Non ti curi! Non ti curiti, curiti. Curiti. Curiti, cura, 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 cura. No! Sei morto? Ok. Sarà scritto Christian che sia il futuro? No, gnostol. Marugli. Farugli. Next time they won't be coming back. Ok, allora. Una volta eliminate le sfere loro non ritornano. Però ci fottiamo comunque un pochettino di risorse che ci servono per il futuro. Non vi nascondo che la prima volta sta zona è stata una rottura di coglioni. Che ci vieni pure senza energia. No, Giovanni. Carica fucile. No. Ok, lui è là sopra, ok. Saga Anderson, listen. Wake? I've been tricked. Scratch wrote. I tried to fix the story, but has it now. It's the key to escape. What do you mean, escape? You're already out. So is Scratch. We're making progress. I wrote to be the story's hero. Save her family. Save us all. Save her family? Are you talking about my family? Yes, you know it's working. You just need to keep going. Did you put my family in the horror story? I keep seeing him in overlaps, but he's already out. Are these visions coming from the past, when he was still trapped in the dark place? I have the clicker. I can stop this nightmare. Allora, Christian, noi abbiamo fatto 2 capitoli in successione di Alan. Abbiamo visto un altro messaggio dove lei comunque informava Alan che era in possesso del clicker. Quindi abbiamo visto anche un'altra scena successiva, solo dal punto di vista diverso. Quindi noi adesso continuiamo con Saga per capire effettivamente cosa è accaduto dopo. Però il problema se lo sta iniziando a porre anche lei. E queste visioni di Alan che stiamo vedendo durante il nostro soggiorno nelle sovrapposizioni, su qualche ricordo passato, è che noi, se ci pensi, nei capitoli di Alan non abbiamo effettivamente visto il momento in cui è uscito fuori, quindi potrebbero essere contemporaneamente degli eventi che stanno andando avanti nel presente perché Saga li sta vivendo adesso, ma li vediamo contemporaneamente dalla parte di Alan e dalla parte di Saga come se fosse un residuo del passato, che noi effettivamente adesso abbiamo visto che Alan è fuori, ma in che punto dei capitoli di Alan effettivamente ha varcato la soglia per uscire fuori? Non l'abbiamo visto quel momento, ti trovi? E Alan ci ha anche dato la conferma del fatto che tutto quello che sta accadendo a Saga è perché l'ha scritto lui, per scendere sempre di più. La storia deve assumere un certo tono, una certa narrativa, e quale narrativa migliore di un'eroina che deve salvare la sua famiglia risolvendo ciò che sta succedendo in questa presunta realtà. Allora, per adesso abbiamo il cast di Clicker. I need to get back to Bright Falls, to Casey and Wake.
Andiamo I dal should check signor in with Wake. Casey. Allora, un attimo di brutte persone, quindi... Pippolo! Pippolo e Giovanni! Piccolo e Giovanni? No. No, non timore, che... No, no, che fai? Aglia! Tua sorella... fanculo. Quello mo ci shot. Ecco, l'ho detto, ecco, l'ho detto. Facci tua. No, lo sapevo. Allora, dobbiamo vedere di recuperare un pochino di energia. La storia non va così. Said he could use the clicker to undo the horror story. I need to get back to Bright Falls, to Ragazzi, Casey and io Wake. per risparmiare munizioni I alla should check in facciaccia with vostra Casey. ce ne andiamo da quest'altro lato. Allora, di qui non possiamo fare niente. Noi però abbiamo alcune porte che possiamo aprire e dobbiamo ancora esplorare tutta quest'area qua che non abbiamo ancora visto, ma dovrebbe anche essersi tolta tutta la marea, quindi abbiamo da controllare la zona inferiore del trailer park, da controllare qui il cottage di un ranger e abbiamo anche tutta la zona qui da vedere e c'è anche una cascia. Quindi noi adesso ci mettiamo con tutta tranquillità, ci facciamo quest'ultimo momento di esplorazione, poi switchiamo e continuiamo col prossimo capitolo settimana prossima. No answer. David. Niente, non risponde nessuno. Hey, this is No. David. Leave a message. David, can you call me back, please? It's urgent. Please. Why isn't David answering? Is Logan No, all right? David non risponde. How does this all work? Has the horror story already gotten her? Wake should know. Ricorda di usare il secchio dell'inserviente nella sala relax dell'inserviente per passare da un personaggio all'altro. Le storie di Alan e Saga possono essere giocate nell'ordine che preferisci. Lo sappiamo. Gioco, non ti preoccupare. C'è un piano per i capitoli, quindi vai tranquillo. The flooding's lowered. I should look around, see where the water was hiding. Allora, a questo punto possiamo esplorare un attimino meglio. Visto che siamo comunque alla ricerca disperata di risorse, perché come abbiamo potuto vedere il gioco, ci sono degli ovetti colorati, dei sassolini, però non c'è un portapranzo. Allora, a questo punto possiamo controllare tutte le abitazioni qui e tutta la zona qui, fino perché ci serve qualcosa. C'è qualcosa qui. C'è una cassa. C'è una cassa. Allora, c'è una casa. Però questo col cacciavite lo possiamo aprire. Ok, allora. Un po' risorse possibilmente, grazie, molto gentile gioco, molto molto gentile. C'è un PC. Rispondi per favore. Megan, dimmi solo che stai bene, ti prego mi manchi. Non devo sapere dove sei, soltanto che stai bene, rispondimi, almeno questo me lo devi. Le chiavi. Ehi, ho spostato le chiavi e le ho messe dove l'allagamento non può portarle via. Il punto potrebbe essere difficile da raggiungere, ma confido che non ci saranno problemi. Idea per graphic novel. Signor Skarsgård, grazie per la proposta Starlight Symphony, sembra un progetto meraviglioso e un'idea molto creativa, tuttavia la nostra casa editrice ha fatto cagare a spruzzo, quindi non la prendiamo manco se ci paghi tu a noi. Non smettere di sognare, ma per noi fai schifo. Arrivederci. Ecco, abbiamo tradotto il messaggio in maniera chiara e sincera. Qui non c'è altro. Qualcosa nel bagno, un bel kit medico. Se non si faceva male in questo posto?
Qui non c'è niente. Qui non c'è niente. Sappiamo che la chiave è stata messa in un punto difficile da raggiungere e il punto è questo qua. L'ha messa qui sopra. Io non avendo visto questo, il mio gioco è stato: c'è una chiave, vado a cercarla, sono partito verso sinistra e ho cercato ovunque, ci sono stato 40 minuti vedendo ogni singolo punto, però la chiave non l'avevo trovata. Chissà come mai. Allora, il bosco ti ingoierà. Vabbè. Ok, abbiamo preso un piccolo kit. C'è un'altra abitazione qui, c'è un bel po' da vedere. Allora, vediamo un po', c'è un pontile. Mi sarebbe sempre piaciuto andare su un pontile così, però sul lago qui non tanto. Oh, attenzione. Attenzione, Christian. Another rhyme. Allora, c'è qualche statuina prima intorno? Allora, Christian, io lascio l'enigma a schermo mentre mi carico la soluzione. Gran fortuna ebbe il vecchio pescatore, assai abbondante fu il suo pescato, ma poi arrivò l'ospite affamato che del pesce si cibò, approfittatore. Posso fare così? Ok, questo dovrebbe essere questo. Allora, vediamo un attimo solo se mettendone uno a caso, non c'entra niente con la soluzione. Allora, no, non lo possiamo fare perché ci mancano delle statuine. Giustamente parla di un anziano, non abbiamo statuine di un anziano, quindi dobbiamo un attimo trovare queste altre statuine prima. Allora, comunque sappiamo che c'è qualcos'altro qui, visto che ci danno sempre un ciondolino o qualcosa comunque buono. Allora, vediamo qui cosa c'è. Oh, attenzione, vecchio saggio e orso. Allora, bambino e madre, quindi abbiamo 4 nuove statuine. Allora, Cris, sei pronto? Allora, Cris, gran fortuna ebbe il vecchio pescatore. Abbiamo trovato la statuina dell'anziano, quindi penso sappiamo quale statuina utilizzare. Ok. Ok. Va bene, va bene, va bene. Prego Cristian, lo sai, questi se tu non parli pescatore mare, ok, ok, bravo, stavi riflettendo, dimentico sempre che c'è un po' di lag, ma poi arrivò l'ospite affamato che del pesce si cibò, approfittatore, quindi metto uno così giusto per, di questi quale potrebbe essere secondo te? Orso caramella? Orso caramella. Bravo Christian. Quindi abbiamo cambiato un pochino la realtà. E sono apparsi tutti i pesciolini che il buon orso si è preso. Oh no, c'è Giovanni Grande. Mamma che ceppola.
non è esploso addosso a lui. Perché il gioco? Perché? Darkness. We will watch. When something began. A miracle. Cosa fosse una cagata la scelta della caramella? No, perché si può facilmente intuire dal fatto di cibo sua sorella, come se fossero caramelle. Quindi un orso ha mangiato pesce e si è mangiato tutto il suo pescato, e quindi come delle caramelle. Quindi hai fatto un buon This is collegamento. ridiculous. Allora, aspetta. Allora, adesso ci andiamo un attimo più preparati. Ehi tu, vieni qua. Io non voglio essere violento. Fa più male a me che a te. Però se poi vieni e mi attacchi in un certo modo, io ti devo prendere a randellate sui denti. Mi scusi voi? Oh, salve. Ok, fatto. Oh, Giovanni. Sono fortissimi. Minchia, che cazzo di bot che mi ha dato. A difficile, giustamente fanno un male cane. A incubo non ve lo dico proprio. Su botte. Oh, damn. Ma allora. Ritroviamo un vecchio amico. Ehi tu. Ciao. Ok, meno uno. Inventario pieno, adesso parliamone massimo. Mancatissimo. Fermo. Ok. La tranquillità è stata un attimino ristabilita. A posto. Benissimo. A questo punto buttiamo un flares per prendere il ciondolino e vediamo che ciondolino è. Allora, I'm getting nuovo quite the charm ciondolazzo. collection. Aumenta la qualità e la quantità delle risorse trovate. Tu verrai messo immediatamente e ci togliamo. Aumenta la durata e l'area di effetto dei bengala. Facciamo così, almeno così troviamo risorse un pochettino migliori. Allora, al momento non è che ci sia andata proprio benissimo. Carichiamoci tutte le armi che abbiamo visto un attimino che sono un pochettino incazzati da queste parti. Ok, allora a questo punto l'enigma lì l'abbiamo risolto. Qui possiamo entrare? Qui possiamo entrare. Allora, vediamo qui dentro cosa c'è. C'è una pizza. Munizioni, ottimo. Qui non c'è niente. C'è un documento lì giù. Qui non c'è nient'altro. Allora, vediamo un po'. Questo è quel fumetto di cui stavamo leggendo prima. Starlight Symphony, logo coperto da capelli. I capelli fanno così nello spazio? A cosa è collegato il razzo? Spostare i piedi fuori per migliorare la figura. Nello spazio nessuno può sentirti cantare. Testo più grande, magari font più accattivante? Idea per fumetto, un'opera letteralmente spaziale, un musical fantascientifico con un triangolo amoroso tra alieni. Delitto. Alien si incontra alla finestra sul cortile. Sunshine incontra tutti insieme appassionatamente. Parti musicali disegnate in bianco e nero, colori negativi, canzoni in rima, ritmo visivo. Infrangere la quarta parete, dare il massimo. Sarà la mia opera migliore. Infatti non te l'hanno cagato proprio.
però niente vieta di presentarti da qualche altra parte e vedi rifiutato pure lì. Poi alcune volte è pure culo nel farsi notare su certe cose nonostante la bravura. That concludes our debate on whether pets should be allowed at this year's bake sale. For those of you just tuning in, you're listening to the Pat Main Radio Hour, brought to you by Davis Family Moose Jerky. And boy, what an eventful day here in Bright Falls. By now, we've all seen the FBI setting up shop in town, and I'm sure you're all asking the same question I am. Did they bring all this darn rain with them? Deerfest is right around the corner, and we're all crossing our fingers for sunshine. So, I reached out to our top meteorologist for a weather update. She never responded, but I have her uncle Tapio appare nei video dei fratelli e partecipa ai rap. Quindi mi sembra giusto. Are you there? Yes? Great. Vai Tapio, Tapio, com'è il what kind of tempo? weather can we expect today? That definitely seems to be on the menu. How about over the next week? Also rain. Right. Grazie, sempre gentile. Any chance the sun will poke out in time for Deerfest? No. Well, Deerfest Questo c'è, is non c'è- coming, rain or shine. And that parade lineup is looking dandy as ever. Io una festa così tipica americana mi mi sarebbe un piacerebbe. attimino sempre piaciuto andarci, devo essere sincero. Non proprio qui con entità che ti prendono e quant'altro, però. Ah, so you're a fan of swans. Infatti l'ha detto nell'altro video, mi è piaciuto quello del cigno. Va bene. Ok, allora. To glowing reviews by Coffee World Magazine. Di qua possiamo entrare. Must be locked from No, the other perché è side. chiusa dall'interno. Allora, quindi lì non possiamo entrare. Qui cosa c'è? Magari c'è qualche oggettino, qualcosa. C'è un contatore del gas. Di qui non c'è niente. Facciamoci un giro dietro perché comunque non ci siamo stati. Di qua è chiuso. L'unico salame di cui mi importa e poi non siamo riusciti a leggere. The oldest house had gone dark. Oh, The Oldest House. The Oldest House, dov'è che l'ho sentito sto nome? Real people. Arrivati a un certo punto, Regan, scusa se ti ho letto adesso, ma diventano molto, molto cattivi. No, ma soprattutto in Control, quindi se queste persone, tra virgolette, sono state prese dalla presenza oscura, allora la presenza oscura è a conoscenza della Oldest House, o della Old House, come la definisce qui. Io a te ti devo prendere e ti dovrei utilizzare, ma non abbiamo lo spazio nell'inventario, quindi al momento ci pigliamo tuo culo. Allora, qui c'è dell'altro. C'è un'auto che non si muoverà più per il resto della sua vita. Qui possiamo entrare? Ah ah. Allora, non c'è un cassetto, non c'è niente. E vedi, Cri, pure rispetto al primo titolo, parlando anche a livello un attimino pure più tecnico, è stata tolta quell'impostazione di vai avanti per zone, ma è stato fatto davvero un piccolo open world congegnato bene, dove puoi comunque muoverti e andare. A noi niente vieterebbe di andare direttamente in centro, prendere la macchina e andare subito per il prossimo blocco, però c'è anche un bel po' da esplorare. Cara mamma, come promesso, ti scrivo ora che ci siamo sistemati. Sta andando benissimo e siamo impegnatissimi. La grande città. Jim lavora sodo e ha ottenuto una promozione. Festeggeremo in un nuovo ristorante alla moda che ci ha consigliato Connie. Lara sta andando a scuola, potrà scegliere il college che vorrà con i voti che prende. Sono orgogliosissima della mia bambina.
Ho passato un po' di tempo a trasformare il nostro appartamento in una casa, a formare lo staff e a cercare i mobili. Chi avrebbe mai detto che trovare una case, non so cosa, una chaise lounge decente fosse così difficile? Va tutto bene, non ti preoccupare per noi. Spero che anche tu stia era bene. chaise longue, lo zio. No, non O conosco. divano. Dici divano, scusa, Sì, scusa, non o fare tanto, O divano, dai, proprio. per piacere. Lo so. Allora, You can pick up those crochet. no, erano questi altri documenti, questo era di prima, dovevamo sentire questi altri due qua. My list of favorite park benches in Bright Falls. Che c'è una storia che dobbiamo I continuare just con wanna clear Pat. something up from our last broadcast. Ecco. L'altra volta c'era sta cosa che ricordava della moglie del suo sponsor e tutti quanti gli stanno dicendo che è morta. Which of course is a bunch of hogwash. So I'm gonna give our dear friend Wendy a call so we can put an end to these silly rumors. And it looks like we already have her on the phone line. Wendy, hello. Hi there, Pat. That's not Wendy. Jim. No. Jim non è Wendy. This No. is Jim Figamore. Remember? We were going to do the announcement today. Oh, was that today? No, non è We lei. have Jim Figamore with us and the director of the Bright Falls Community Theater And I'm here to announce that the theater will be losing one of its most dignified thespians as I, Jim Figamore, will be Si candida come sindaco. Io sono il futuro sindaco. Well, that's Insomma, Vabbè. announcement, Jim. va bene. Just let me find my notes here. I have some questions written down for you. The real question is what happened to this town. Ecco, vai col Bright pippotto Falls used politico, to vai. draw in thousands of tourists with its vibrant art scene. And Allora, impressive sindaco Jim, urban c'avete una Ah, presenza oscura nel lago che si ciuccia le persone. Non c'è un problema. Haunted Bright Falls. Spooky Bright Falls. The world is laughing at us. No, non è che ridono, la gente non è And ride now su all questo. this business with the FBI. Io lo vorrei visitare, Bright. Pure io la No, visiterei. Mayor who can turn this town's reputation around. And nobody knows more about the Sì, ma c'è il sindaco Setta. Siamo protetti. Mi fido più di lui, almeno se ha fatto un po' di pubblicità in giro. Mayor Setter is a joke. Lascia stare il sindaco Setta. I hear he kills cats. Uccide i gatti. No. Now, Jim, this is a family show. I Non lo found so, my notes here. Non mi sembra giusto dire queste cose di un Sì, candidato ma rivale, è eccessiva. non Attenzione. si fa. Goes into that Attenzione. delicious beef Attenzione a jerky. carne di manzo essiccata, c'è un po' di grotol. No, hai sbagliato le domande, Pat. Queste sono altre domande, togli. Family Togli beef queste qua. jerky. The only jerk I care about is Mayor Setter. Ma Our future's at stake. Pets are being murdered. vabbè, ma ha attaccato il pippotto peta. Jim Figamore for mayor. Jim, Ma Figamore come più figa. Today. potrebbe darsi, sì. Potrei votarlo con questo cognome, Jim Figamore and Pat Main signing off. Ok, vabbè. And we've got a great tune here to play us out. Take it away, Pat. Va bene. Battuta bizzarra You can di pick Billy. up those crochet dog sweaters at the Sunday market. And while you're there, go visit Wendy Davis and grab some of our sponsors' Lui ci famous tiene allo beef sponsor, jerky. hai capito? Up next, Un sacco di we've ad. got Deerfest. Oh, hold on now. We have a call coming in. Which button? Is that hello? Hello. Oh, è Tapi. Wrong line. Hold Ma on. Tapi resta sempre in linea, poi non chiude il telefono. Sempre resta- là. Batman. Sempre là, Tapion, vabbè. Chi fortissimo è? Tapion. Gil Davis here. Oh, è Gil Davis. È il marito. E poi, vai, dillo che tua moglie è viva e siamo a posto. Sponsor Davis Family Oh, Beef risolviamo Jerky. sta cosa una volta e per sempre. Any thoughts on those crochet dog sweaters? You need to stop. Che cosa? What's that? Just stop. Whatever this is you're doing, stop. I'm not sure I understand, Gil. There's no such thing as Davis Family Beef Jerky. I don't sell beef jerky. I've never made beef jerky. I don't particularly like beef jerky. I'm getting crazy phone calls for jerky orders, day and night. You got confused old ladies all over this goddamn town on the hunt for imaginary beef jerky, asking for insane flavors like hickory teriyaki, which clearly isn't a thing.
If you don't sell beef jerky, then somebody needs to tell your Eh. lovely wife Wendy because C'è il laboratorio segreto? every Sunday selling it. Wendy is dead, Pat. No, that's Aspetta. that's not right. È il marito lui. Deve I sapere se la moglie è morta Wendy, oppure no. at the market last weekend. Wendy went missing 13 years ago, Pat. Quanti anni fa? They found her body. Okay. She's dead. We're trying to make peace with that, and you're making it so much harder with all this goddamn beef jerky bullshit. No, that's just not true. She's there. Every weekend, I see her there. This joke's gone far enough. Now go get Wendy on the line so we can have a laugh about this. She's fucking dead, Pat. Stop. Gil, I think we're out of time. Dog sweaters, Sunday market. And, yeah, Pat Main signing off. I think we should take a break. Sì, sì. Dog Allora. sweaters, Sunday market. Here's a song. Allora, perché io, soprattutto nei titoli Remedy, quando ci gioco da solo mi vado a vedere ogni singolo documento, non riesco a farlo con tutti i giochi, ma soltanto con quello che mi prendono in un certo modo, perché erano importanti questi file audio. Allora, noi Pat Main lo abbiamo conosciuto già nel primo gioco ed è stato presentato come il classico anziano con la passione da radioamatore che gestisce la sua bella radio locale e tiene comunque compagnia alle persone di quella che è a tutti gli effetti un piccolo paesino isolato, mettiamola così. Sì. Lui si trova nella stessa situazione di Saga, quindi quello che sta succedendo a Bright Falls e a Watery a questo punto non riguarda solo Saga. Pat è convinto al 101% che la moglie di Jill, con cui abbiamo appena parlato, è viva, perché nella sua timeline non ha ancora avuto nessuna voce sovrascritta, quindi per lui la realtà è che l'ha vista la domenica precedente al mercato, mentre in realtà, per come si sta plasmando la realtà intorno, la moglie è morta, di conseguenza non è stato creato tutto quello che avevano, non so se avevano, se producevano tutto in casa, se avevano un locale per farlo, eccetera eccetera, ma non c'è più neanche tutta la distribuzione della carne essiccata. Quindi quello che sta succedendo comunque in queste zone è che si sta, per alcuni a quanto pare, sovrascrivendo completamente la realtà, e anche Pat ne sta avendo la prova. Lui naturalmente non ha le conoscenze che abbiamo noi, però mettiamoci comunque nei panni di una persona anziana che niente fa che fare un po' di radio per divertirsi e per far divertire gli altri, e ti ritrovi in una situazione del genere. Si è fatto prendere dal seme del dubbio, della disperazione, e così come hai potuto vedere dai posseduti che abbiamo combattuto qui e da tutto quello che abbiamo visto nel resto del gioco, anche lui alla fine ha iniziato a farfugliare un attimino delle parole a caso. Sarà vivo Pat? Ce lo troveremo contro? Lo scopriremo nelle prossime puntate. Quindi io direi, quale miglior modo di chiudere se non con la sigla? Facciamo la sigla e poi switchiamo a Blueprints. Grazie mille a Christian, grazie mille a tutti quelli che sono restati qui. Non vi muovete, restate per Blueprints che vi divertite. Allora, mando la sigla di nuovo. The onyx kiss of inky water.
Eccoci qua. Salve. Allora, risalve. Cittadini di New Nel York. frattempo cambiavo cavi e facevo cose così. Allora, prima di vedere il principe blu, tanto amato dagli italiani, mortacci sua, ne lasciamo nuoia. Che non ci fa vincere sto non ci stronzo. fa niente proprio, manco scicché. Spoiler, Alex Casey con la maschera. Christian, tu non sai bene quello che hai visto. Christian, fidati. Allora, Christian, tu naturalmente sei invitato a restare, anche perché anche l'altro titolo è abbastanza interessante. Oh mio Dio santissimo, porca la miseria. Io non credevo uscisse così presto, ma ne sono onorato. Quello mi serve. Allora, Christian, giusto 2 secondi che importo. Eccolo qua. Datemi un attimo, perché è la prima volta che setto il tutto. Poi faccio la grafica dedicata quando ci dobbiamo vedere proprio i video e quant'altro. Allora, fermi tutti, mani in alto. Chat. Ok, noi giusto il tempo che vediamo questo pure quando lo facciamo in live. Christian, se riesci, passa, perché è un puzzle game basato su delle cassette che parlano di questo show per bambini, dove c'è un'entità all'interno che sta risucchiando dei bambini all'interno di questo programma, e sono cazzi. È pieno di puzzle abbastanza interessanti. Se vuoi, su YouTube ci sono sul canale il primo e il secondo che abbiamo portato. Noi adesso ci vediamo il teaser che è uscito oggi all'improvviso del terzo, non sapevamo che uscisse, e vediamo un attimino che cosa succede. Oh, c'è un ufficio, Gianmarco. Questi sono gli uffici dell'Hamlet. Quindi c'è sotto la libreria c'era un laboratorio. Eccola qua, bambina. Ma sta bambina in realtà è un demone. E la mela si è... Ah, solo coming 2025. Ok. Comunque esce quest'anno. Ok, va bene. Almeno sappiamo, visto che il secondo era terminato con un cliffhanger e non sapevamo cosa potesse accadere, a sto punto ce l'abbiamo fatta. Allora, lei è Amanda. Lei è una bimba... Amanda. Non penso faccia quello, Gianmarco. Non credo proprio. Bene. Tanto, visto che esce nel 2025, se c'hai tempo, recuperati i primi 2, così ti vedi pure un attimino, perché a noi poi cosa succede? Si bugga sempre per qualche motivo e giriamo a vuoto 3 ore che non riusciamo mai a completare il gioco. Poi scopriamo che un bug viene risolto, o perché tipo quando leggi i medicinali 1 su 1 milione è questo problema, diciamo quell'1 su 1 milione, credo. Regan, tu sei vivo? Tutto ciò, sei ancora vivo? Ti hanno preso? Allora, ragazzi, l'altra volta siamo riusciti ad arrivare, abbiamo toccato le porte. Per il mio compleanno, ricordiamoci. Allora, questo sotto certi punti di vista ci sta uccidendo di più il cervello, anche più rispetto ad Alan Wake, che questo titolo è molto particolare. Regan, stai pronto? Tu mo' è il primo giorno che vedi, noi siamo arrivati al giorno 29. Cerco di fartelo capire brevemente. Non lo conosci? Magari lo conosci e mi risparmio la spiegazione. Non puoi dirlo così. No, Christian, ma ti faccio capire subito. Allora, vedi in alto a sinistra? Sono i passi che abbiamo al giorno. Noi dobbiamo vincere questa run. Noi dobbiamo vincere questa run entro 29 passi. Non ho preso le monete per questo. Ah, mi sono parlato in mano. Qual è la peculiarità del titolo? Innanzitutto noi abbiamo sbloccato questa zona risolvendo quello che vedrai a breve. Noi abbiamo in questo gioco, quando ci troviamo davanti ad una porta, tu sai quando apri una porta che cosa ti trovi davanti, più o meno, tranne se Alan Wake, perché poi là c'è una stanza. La porta. Qui dobbiamo scegliere noi che stanza c'è, in un modo che adesso ti facciamo capire tanto bene. Allora, Gianmarco, che cosa selezioniamo? Apri una porta, trovi un tesoro. No, qui è un problema sia all'aprire la porta che quello che ti puoi trovare dietro. Non si fai la tomba a sto giro. Ok.
Dio non Allora, voglia che troviamo le Christian, cose. mo ti facciamo capire subito. Abbiamo sbloccato la tomba. Sto gioco è anche un roguelike, perché ci sono queste tessere con le varie stanze che noi dobbiamo mettere. Ogni stanza presenta degli enigmi e qualcosa di lore. Noi tipo abbiamo trovato che in questa stanza è possibile abbassare le braccia alle statue, ma ci serve una sequenza precisa che noi non abbiamo. Quindi dobbiamo cercarla. Ovviamente il fatto che abbiano il braccio destro alzato in È un, un'angolatura è un particolare dettaglio, è un dettaglio. dettaglio. È un semplice dettaglio. Il problema qual è? La trama del gioco è che il nostro bisnonno è morto e ci ha lasciato questa villa. Ci ha detto: tu entra nella villa, arriva alla stanza 46, la villa è tua. Sta uscendo di trama, persone che sono sparite, esperimenti che facevano e quant'altro. Noi da qui, questo è l'ingresso della villa. Innanzitutto abbiamo sbloccato un potenziamento e prendiamo 7 monete al giorno, ci danno la paghetta. Noi andiamo vicino a una porta, dobbiamo selezionarla, vedere se è aperta o chiusa a chiave o se c'è bisogno di una tessera, una keycard, perché dobbiamo completare questa mappa che vedi a sinistra. Il nostro obiettivo al momento è quello di arrivare alla stanza in alto, l'anticamera, che abbiamo scoperto è chiusa. C'è bisogno di fare degli enigmi in sequenza per arrivare ad avere quella stanza aperta ed arrivarci. Ogni stanza viene generata in maniera casuale, quindi noi dobbiamo farci il nostro deck e andare avanti sperando di non trovare porte chiuse o qualcosa che non riusciamo a fare. In ogni stanza c'è un enigma, ci sono delle cassaforti di cui non abbiamo ancora le combinazioni. Abbiamo un sacco di cazzi, perché poi, così come siamo sfortunati, come ti ho detto con Amanda, qui noi non siamo ancora riusciti dopo 29 giorni ad entrarci una volta lì dentro Nell'antichamber. Allora Gianmarco, come vogliamo iniziare? Non ti sperpeta. Andiamo diritto? Ok. Andiamo a Zigo Zago? Ok. Noi dobbiamo cercare di mettere quanto più stanze possibili e avere culo che ci escano gli oggetti e le stanze giuste. Allora, a sto punto mettiamo questo. Stanza della colazione, quindi prendiamo una chiave, bacon ed eggs e abbiamo altri 10 passi. Non c'è nient'altro, bene. Allora, parlor, bedroom o workshop? Workshop. E c'è martellone e adesso c'è una E qua. Questo Allora, è il foglio numero 8. Aspetta Gianma, questo non l'abbiamo preso. C'è un messaggio sulle pietre, Gianma. non c'era un floppy disk? No. Una volta se ne trova uno in posti stanze specifici, specifiche. Sì. Mi viene da pensare come prima cosa le lettere, la password del computer nel bunker. Abbiamo trovato A, L, I ed E. Mi sembra. Faragli. Ali. Allora adesso c'è il Den. Oggi questo è posto da Den. Bah. Se no cappella. Cappella. Vai di cappella. Cappella, perdiamo soldino. A terra non c'è niente. Non c'è niente neanche qua sotto. Allora a questo punto sblocchiamoci le altre stanze. Usiamo la tecnica dell'altra volta che ci ha fatto arrivare molto lontano. Allora a questo punto abbiamo la zona qui che possiamo esplorare, quindi non abbiamo le gemme. Tacci Il su closet ti dà 4 item, vero? Se lo metti là. che c'è la spare bedroom accanto. Che c'è la spare bedroom. E dovrebbe darti 4 item. Metal detector, ottimo, questo ci fa trovare oggetti in giro. Poi ci ha buggato lo zio. No, e allora deve essere loffiato. collegata lo zio. Deve essere collegato in qualche modo. Ok, va bene, va bene. Però l'altra volta mi sembra che comunque facemmo una cosa un attimino. Allora, con i dati possiamo cambiare e facciamo il retro delle stanze. Gemme non ne abbiamo proprio. Security là è buona, però. Ma non ci abbiamo gemme. E allora lo zio
Redraw? Prova. L'Always. Abbiamo anche il martellonzo. Con il martello possiamo Ma aprire. le luci che sta succedendo? Perdonami. Perché fanno così? Ah, perché si sta prendendo l'audio del gioco per fare gli effetti in base alla poi- musica. Ok, aspetta, te la metto Ti fissa. ringrazio. Aspetta. No, perché ho detto che stanno addossando alla No, fine. no, alla no. fine l'hanno fatto. Reagan ci ha addossati. Perché ci ha addossato Reagan? Ecco qua. Io Allora, volevo bene. fatto. Chiedete e vi sarà dato. Allora, Martella un po'. martella, dacci la mappa del tesoro. 3 gemme. 3 gemme, però. 3 gemme buone. 3 gemme buone. Colpa Allora. mia, Reagan, sì, non si dossano gli amici. Cioè, poi durante un momento così critico, capito? A sto punto metto la security. Va, sì. L'Hallway con la stanza aperta me lo tengo per dopo. C'è qualcosa a terra. Credi sono 2 settimane che ci giochiamo a sto gioco. Sì. 1 settimana e mezza, 2 settimane. Non riusciamo a vincerlo. Dove sta? Ah, Ah, Oh. aspetta, Gianmarco, Oh. aspetta. questo è un buon primo passo. No, Reagan è così capace che fa entrambi, pure con un AD in più. Ci attaccherebbe con Ci ha molto dedossato. dossato. Allora, apriamoci pure di qua a sto punto. Lo sì, questa. Qua. No. Sì. Nintendo DS, non credo fosse una risposta, Reagan nel DS. Allora, Gianma, se ci esce la serra, si può provare. Sì, ma c'è da cercare di arrivare. Qui non è uscita, però ci abbiamo un retro gratis. Come la mappa, però? La stanza in basso a destra. Non ci Possiamo conviene entrare anche mettere di il lato. parro, non lo ritrovare qua. Se non vuoi provare per vedere se esce qua, Sì, vai allora. visto che esce comunque sempre nelle zone in basso, no? E vai con la A questo biliardo. punto, vai di biliardo. Tocca a me. Allora, oggettino, attenzione, Vai, monetina. Monetina buono. Allora, Vai Jammox. Allora, 20. vai. Allora, Se si fanno sempre più difficili. 20. Ok. Se ci voleva più tempo, avevo preso anche il telefono. Allora, sì. No, stiamo andando al manicomio con sto gioco, Christian. Non ci riusciamo. Un po' perché gli 7. enigmi pian piano li stiamo capendo. Che poi alcuni enigmi, se li fai, ti danno dei potenziamenti che ti fanno andare avanti il gioco al meglio. Per non ci riusciamo. Questo mo è un minigioco. In alcune stanze puoi fare degli enigmi 1. sempre vari e con risultati diversi. In questo caso bisogna sommare, moltiplicare, dividere e sottrarre dei numeri fino ad ottenere il risultato che devi mettere. Ti lascio immaginare la prima volta per capirlo come sono andate le cose. 5. Grande Gianmarcone. 2 chiavi, ottimo. Allora, ma ti spiego un attimo i colori, Christian. Verde vuol dire più, giallo vuol dire meno, rosa vuol dire per, viola vuol dire diviso. Devi farti tutti i calcoli cercando di arrivare poi a una soluzione che abbia senso e che sia sulla, come sai, sul bersaglio. Se sbagli da capo, Poldo. No, la morning. Vai. Usa la Lascia morning fare. star. Lascia fare. Però non entriamo da qua. Che sbatti, sì, è un azzecco. Poi ci stanno anche i quadrati a un certo punto, Regan, devi fare pure il quadrato delle cose. Allora, il passageway sarebbe no, sarebbe ottimo un cazzo, che comunque a noi ci servirebbe per stanze nuove. Fammi un retro. Beautiful ma. Sei uno stronzolo, sei uno stronzolo, erano meglio quelle prima. Oggi se no devi andare col DNA. Ma allora, no, il problema è che devo spendere 2 punti perché devo tornare di qua. A questo punto devo prendere le gemme qua dentro, Gianmarco. Ah, ok. Che poi qua dentro ci volevo entrare dall'altro lato. Allora, 2 gemme, altri oggetti e cose varie. Ecco qua, c'è il borsellino qui sopra.
Tutti gli oggetti li puoi trovare in modo randomico ovunque. È un cazzo di manicomio sto gioco. Però lo batteremo, ci metteremo un anno, ma lo dobbiamo battere. Allora, cassa lì non c'è. C'è una gemma, qui abbiamo 3 chiavi e 4 gemme, già ma. Lascia fare. Non si può. Allora, a questo punto apriamo qua in alto. Così finisce tutto, missione 3D Game Over. No, la cappella puoi proseguire. Però comunque metterei il corridoio così. No, è l'unica cosa che ci fa salire verso l'alto. E uscì solo la cazzo di serra. Oh, 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 attenzione, attenzione. Monetina. Monetina, va bene. Monetina ci piace. Mamma mia, bedroom così, sino Gioco, ci stai sacrificando tutto il lato destro, mortacci tua. Un'altra chiave. Che per carità, va bene. E qua non c'è mai un cazzo. Va bene. Però quante stanze che forse non riusciamo a fare. Allora, altro enigma. Ma Si prende facciamo chiave. a Christian, dai. Allora, questo. Cray, ci sono 3 casse. Ci sono 3 casse. Le regole sono: una o più casse obbligatoriamente dicono la verità, una o più casse dicono completamente una bugia. Solo in una delle 3 casse ci sono le gemme. Allora, quella blu dice: le scatole vuote dicono entrambe la verità. La scatola blu ha detto la verità. Questa scatola contiene delle gemme. Dove sono le gemme? Prego, prego Christian, prego. Prego, prego. Naturalmente non per metterti pressione addosso, ma trovare altre 3 gemme avendone 7 ci aiuterebbe moltissimo nella run. Tu dici la blu. È la tua scelta definitiva? L'accendiamo? Mi permetti di prima di premere di farmi fare il ragionamento anche a me, poi non lo dico. Ok. No, comunque scegliamo quella di sì, no, Christian. blu. No, aspetta, tu pensa. Vai, No, tu io pensa. leggo nel mentre. Ok. Ok, vai avanti. Vai avanti. Dobbiamo vedere quando esce un potenziamento per questa. Secondo me un potenziamento ci sarà. Cristian, ti ho detto senza pressione. Senza pressione. Regen, secondo te in quanto tempo riusciremo a finirlo sto gioco? Così a intuito. Io forse ce l'ho. Io ho visto uno che ha fatto la speedrun in 25 minuti. Tu mi devi spiegare a me in 25 minuti che cazzo di culo ti è uscito e sapevi proprio. Allora. No, anzi, non lo so, Gianmarco, aiuto. Ah, lo sta giocando. Ah, anche tu lo stai giocando, Regan. Allora, Christian, ok. tieni sempre a mente questo. 2 scatole dicono il falso e una dice il vero. 2 mesi minimo. Oppure 2 scatole dicono il vero e una dice il falso. Gli accoppiamenti sono questi. Quindi mo, partiamo dal presupposto. Torna sulla prima. La blu dice le scatole vuote dicono la verità. La bianca dice, esatto, 2 dicono il vero e una il falso, oppure 2 dicono il falso e una dice il vero. Questi sono gli accoppiamenti, perché sono 3 scatole. The blue box is a true statement, quindi la scatola blu dice la verità. Quindi se ci teniamo conto che questa dice il vero e quella dice il vero, vuol dire che ci troviamo al momento. Però l'ultima crea un problema. Questa scatola contiene le gemme. Se quello che dice è vero, non ci troviamo, perché vuol dire che quindi questa non è vera ed è falsa se c'ha le gemme, e quindi si crea un altro problema. Partiamo invece da un altro presupposto. Quello che dice la blu è falso, quindi le scatole vuote, entrambe dicono... Ah no, qua dice the empty box both have true state. Diciamo Entrambe. che non tutte e due dicono la verità. Quindi facciamo che questo è falso. Quello sopra sarebbe falso, perché il blu ha detto una bugia secondo quello che diciamo noi.
e il nero direbbe la verità. Così ci potremmo trovare. Quindi io forse direi nero. Trastiamo Gianmarco? Però fatevi anche voi i vostri No, ragionamenti. io mi trovo con l'ultimo ragionamento. Potrei anche tranquillamente aver fatto una super cazzo. Sappiatelo. Lo trastiamo? Ci andiamo diritti? Metto chiave? Trust. Vediamo. Ok, risposta corretta. Allora, continuiamo la nostra salita e iniziano le porte chiuse a chiave. Così il passaggio qua lo possiamo permettere easy. Siamo a posto. Allora, Zelda moment, esatto. Allora, da dove vogliamo vedere? Regen, a che giorno sei arrivato tu? Cioè, mi mette troppa pressione. No, ma quando? Ma ecco. Questa è una delle porte tua. problematiche. Qui serve una scheda che non ci abbiamo. Va bene, allora, va bene. andiamo prima verso sinistra, vediamo un attimo. Ah, sta al 13°. Ok. Per forza. Sì. Per forza, però non ci entriamo. Il gioco inizia ad essere giustamente un poco... sì. Così le chance ci servono. Sì. Bisogna andare. Allora, qui vediamo se per caso c'è di nuovo qualcosa dietro. Non si apre più il... Guarda quante cazzo ce ne sono qui. Noi se troviamo la pala potremmo trovare degli oggetti. Ok, lì la nota già l'abbiamo vista. Allora, proviamo un attimo a sinistra per quanto possibile. Di là non possiamo andare per la scheda. Noi dobbiamo far uscire stanze, quindi andiamo a destra di qua. Allora, dining room, subito. Subito. Ma una stanza che ancora non avete visto vi manderà i matti. Ok. Ok, tu già hai trovato Quindi una tu hai trovato stanza. una stanza che noi ancora dobbiamo vedere. Questa qui una volta che arriviamo al grado 8 sblocchiamo del cibo che ci recupera un bel po' di energia. Vediamo se riusciamo a fare qualche stanza o qualcosa nei punti che abbiamo qui. Ah, cazzo. Lo zio, a sto punto allora qui c'era una porta da aprire con la scheda e non ce l'abbiamo. Tanto vale mettiamo una storeroom e ci prendiamo una chiave e una gemma. Vai. I libri non ci servono. Aspetta, avevamo ordinato il libro nuovo. Sì. No, aspetta, prendiamoci le risorse. Tanto il libro lo possiamo pure recuperare più in là. Ok, non c'è un oggetto, non c'è niente. Però alcune volte qua dentro abbiamo trovato qualcosa. Allora, di qua. Allora, se per caso Antani sfina Spenkel. Lo so. Ok, intanto la mettiamo. Vai. Cioè, abbiamo il metal detector. Però servirebbe il lock, piccolo zio. No, vabbè, ma col metal detector a sto punto... Allora... Allora, ragazzi, una di queste due porte, giusto per far capire anche a Christian, visto che dovrete fare entrambi, tutte e due, sia Regen che Christian, una bella scelta. Abbiamo due chiavi, le possiamo aprire comunque entrambe, ma dietro sta porta c'è quello che ci serve per poi andare avanti. Quindi porta di sinistra o porta di destra? Dite. Che cazzo di stanza ha visto Regen? Che a noi non c'è manco uscita e lui sta al 13° giorno. Ma perché noi dobbiamo avere sempre la sfiga in un certo modo? Vabbè. La sinistra porta male, quindi destra. Ok, Giamma, tu quale dici? Mi affido al potere del grande dado, lo zio. Ok, va bene, va bene. Regen, tu? Allora, da 10 in giù porta a sinistra, da 11 in su porta a destra.
porta a sinistra. Io voglio Christian come protagonista della run. Va bene, noi accettiamo, non c'è problema. Allora, io pure sento sinistra, però mi trasti una cosa. Fidiamoci di Christian. Io resto su sinistra e che il dato della verità mi ha detto sinistra. Io non posso contraddire il dato. No, Christian, manco una stanza con un oggetto, qualcosa di piccolo, niente. Vabbè. Allora, tu sei quella buona, almeno c'hai dei soldini. Il grande dado non sbaglia mai. Allora, a sto punto le condizioni sono favorevoli perché la porta a destra, proprio la fila dove stiamo noi, è aperta. Però Gianma, io vedendo sempre quella stanza, io ho un problema. Noi apriamo la porta, questa qui, a destra, giusto? Però io inizio a pensare che c'è un problema grosso. Questa qui, per andare oltre, come si apre? È da no, questa secondo me si apre da dentro. C'è qualcosa Questa dentro per dobbiamo entrare aprirla? dentro, una volta entrati nell'anticamera, Vabbè, ci farà aprire quella porta là. ci spogliamo tutti nudi e balliamo il Poi, menetto. Se Vabbè. ci vuole una chiave anche per quella porta che non abbiamo ancora trovato, ci facciamo le risate. Sto per bestemmiare, Anche a voi. Per forza. Se no is a closure. Allora, nella dark room si spengono le luci. E non andiamo da nessuna parte. Possiamo andare assolutamente da nessuna parte, quindi dovremmo tornare alla cappella. Così. Allora, questo è il rango 7. Non abbiamo più niente. Serve uno shop, così. Non ho più nulla. Allora, tanto prendiamo mela. Vabbè, dai, mi sto concentrando, non sono presa. Christian, sempre concentrazione, eh? Anzi no. Mi raccomando. Run. Mi raccomando. No, perché forse sta run... Cioè, ma perché ogni volta ci deve entrare il ficus in un certo modo? Mannaggia, c'è una porta dietro era. Allora ci conviene andare di qua, di qua, di qua. Sì, quanti passi stiamo perdendo? L'unica fortuna sarebbe 18 cazzo di monete. L'unica fortuna per noi sarebbe riuscire a collegare dalla cappella alla dark room e poi sbloccare qualcosa qua. Sì. Ok, già il gioco ha detto al momento sì. Hai beccato una conformazione brutta. Sì, tutte le nostre partite, reghe, ne so così ormai. No, sì, West Wing per forza. Se no ti vuoi chiudere. No, Gianma, ci chiudiamo, riusciamo a fare dei passi per tornare indietro, ma prendiamo 3 chiavi. Una, due. L'unica cosa che ci può andare storta è se qui esce un lettore di scheda e qui non esce una stanza che gira a sinistra. Tu c'hai pure le chiavi della macchina, così possiamo aprire il box. Va, metto garage, va. Allora, prendiamo le 3 chiavi da qua. Possiamo aprire il box dietro. La chiave fatata. Allora, abbiamo trovato sta chiave del giardino segreto, ma non sappiamo dov'è il giardino. Ah, è vero, così possiamo andare a mangiare. Dobbiamo arrivare alla dining. Ah, beh, ci dobbiamo arrivare per forza. Noi basta che sblocchiamo solo una sopra, torniamo indietro e ci prendiamo il cibo. Sì. Allora, non ci sono altri oggetti, non c'è niente, si fa una... Oh, aspetta, c'è dell'altro. Monetina. Allora, qui manca la corrente. Forse quale così più veloce. Allora, fino all'hallway, quindi fino al corridoio qui, poi di qua, da qui subito, poi di qua e poi dobbiamo salire in alto di qua. Ok, di qua. Magari comunque entrare per la prima volta nella chamber ci fa succedere qualcosa. Da qua mo è a destra. Destra e poi in alto. Sì. Sì. Ok. Allora gioco.
detto fa che in realtà la dovevamo usare in un piano qualsiasi. Vabbè, uno ci prova, magari ci viene. Aspetta prima di entrare poi. Allora lo zio per forza il ginnasio. Sì. Vai, metti. Ok, non entrare ancora. Vai dietro, vedi se si è aperto. No. Cosa si è aperto? No, non si è aperto il cibo. No, perché dobbiamo mettere Devi prima il comunque passo entrare. dentro. Aspetta, guarda. Però ci perdi 2 poi, lo zio. Lo zio, però dobbiamo recuperare quel cibo da là sopra. Mamma mia, bella. In realtà ne perdiamo 4 e che mo dobbiamo pure rientrarci, però prendiamo il polletto. Il polletto... Una quaglia, è una quaglia. Su 20 passi, la trophy room noi non l'abbiamo mai vista. C'era uscita l'altra volta, non l'abbiamo preso. Ok, intanto abbiamo recuperato 20 punti. Ora, gioco. Una stanza. Ci abbiamo 2 chiavi, una gemma. Fai tu. Serve una curva. Fai tu una curva che va a sinistra, gioco. Gioco, ci chiudi. Prendiamo anche il libro. Allora. Oh, Gianmarco è aperta. Gianmarco, Aspetta, c'è il libro, c'è il libro. Allora. Ok, sono gli elenchi di tutti gli oggetti. Aspetta, fai foto a tutto. Allora, il compasso non l'abbiamo mai trovato. Allora, come abbiamo sbloccato sta stanza? C'è la libreria, tu ordini un libro e ti arriva il giorno dopo. E sono varie guide di gioco o altre cose che stiamo trovando. Noi ci facciamo le foto perché giustamente non ritroveremo mai c'è la un stanza. mistero. Abbiamo trovato tutti quegli oggetti là, così. Ci manca solo C'è quello qualcosa che non misterioso. abbiamo trovato. Finito? No. Ah, i room upgrade, va bene. Vabbè, questo lo Allora, sappiamo. la store room potrebbe avere o 2 chiavi, o 2 gemme, o minchia 10 monete. Questi Le li abbiamo palle del fatti. nord. Ci sono 16 dischi. Bene. Vedi, ogni cosa è spiegata come se fosse a livello di trama anche spiegata e aggiunge un bel po' di cose alla trama. Ecco qua, aspetta. Allora, aspetta. Fai foto. Aspetta. C'è scritto come uso la chiave verde, aspetta. Allora, la maggior parte delle stanze verdi può essere draftata principalmente ai lati, agli Ok, angoli l'abbiamo della casa. visto. E anche ok, quindi ci chiama proprio Secret Garden, quindi la zona si deve chiamare così. Così ci dobbiamo fare, trovando la chiave verde tutto il lato destro e tutto il lato sinistro, forse solo dopo aver preso la chiave. Quando Vabbè, vediamo di farla uscire in qualche modo. If you have some le candele, ok. Dobbiamo vedere se c'è qualche altra candela eventualmente in giro. Che noi abbiamo fatto le fiaccole. Queste sono candele. Ne accendiamo anche queste, vabbè. Ok, va bene, grazie mille. Allora, abbiamo avuto degli indizi, abbiamo avuto delle cose. Gianmarco, io entro. Lo sì, è la chiave di giù, la chiave giù. Per andare su, devi andare giù. Ok, quindi non la dovevamo droppare. Ce la facciamo 19 passi, Gianmarco. Allora, contiamolo, zio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, No, 7, no, 8. no, no, è chiuso. Qua è chiuso. Ah, ok, allora aspetta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ciao, facciamo. Vai piano. Oh, aspetta, le scarpette. Le scarpette ci fanno risparmiare quel qualche culo. passo. Allora, poi era di qua. Sì, guarda la mappa. Ma qua è l'unica aperta. Allora, dining, dobbiamo andare Di a qua destra. dobbiamo andare Sì. di qua e dobbiamo uscire verso il basso. Sempre diritto. Avete Sempre già finito. diritto. Direi che Cristian non eravamo mai Cristian, arrivati. ci hai portato una cazzo di fortuna perché ti ho detto da 2 settimane e mezza non riuscivamo ad entrare là dentro. Sei arrivato tu, ci siamo riusciti. Quindi, Cristian, non te ne andare, non ti muori. Che Ma forse qua? riusciamo a fare qualcosa oggi. Sto cazzo di gioco. Maledetto che tu sia. Allora, anche perché per sbloccare questo ascensore l'abbiamo scoperto davvero a fortuna. Gianmarco, sta succedendo.
sta succedendo? Questo è lo spirito di Alan che veglia su di noi. Buona sedia, quello. Poi quello si è arrivato nel momento giusto. Abbiamo trovato la chiave e siamo entrati nell'anticamera. Quello non sapeva. Culo, tanto culo. Allora, Gianmarco, a me mi fa paura sto coso. Dai, qua zitto, vai avanti. Allora, io apro, Apri. No, aspetta, no questo. Scusa, chiave segreta. Apri, cazzo di L'ascensore così porca. vicino all'entrata mai visto. Perché abbiamo draftato là Allora, Gianmarco. Reagan. Ok, ci ha risparmiato anche un passo, quindi va bene. Allora, che c'è qua dentro? Barattoli di pipì. Allora, quindi per continuare Posto è. per continuare dovevamo venire qui, ma l'oggi la posizione. Pippo Baudo? No. E qua vi voglio. Allora, innanzitutto dobbiamo spostare ste cose. Aspetta. Allora, aspetta. Ecco qua, dobbiamo spostare i cosi per farci il passaggio. Allora, benissimo. Poi. È il brivido della pipì. E questa è grossa come stanza, sì. È tutto il sotterraneo. Io controllo ogni angolo che non vorrei ci fosse un floppino. Visto quel mattone dietro di. Girati ancora. Così. Sì. È rustico. Allora, io vorrei vedere qui dietro se c'è qualcosa, anche perché ci sono delle scale per salire Glory qua. Hall. Non è un Glory Hall, Reagan, non credo. Ok. Vediamo se ci blocca. Allora, io di qua comunque voglio vedere di andare. Però non si può passare in nessun modo. No, allora, dobbiamo andare diritto all'avventura. Ma c'è un'altra porta chiusa con una chiave super speciale. Cazzarola, ma è grande qua sotto comunque, Noi abbiamo il martello, sì. No, Reagan già ci è arrivato qua. Reagan, già ci sei arrivato tu. Complimenti. Che cool, 13 giorni. No, fermi. Siamo stati buggerati. Aspetta, che c'è qui? C'è qualcosa qua. Allora, già, ma non è possibile che qua non si possa fare niente. È impossibile. Difatti si passa di qua. Di qua possiamo tornare di qua. Dobbiamo mettere quello qua così. Credo. Qua non si spinge, non si tira. Ah no, ecco qua, aspetta. 85% culo, sì. Ok, però non ti posso girare, forse devo andare un attimo più. Non ti fa muovere? Non gira. Allora, noi saliamo di qua. Aspetta, Gianmarco, aspetta. E già qua perché ha passato l'ultima settimana seduto al PC, maledetto Reagan. E mi scusi, ci vuole qualcuno che mi dà una mano, però. Ce n'è un altro che posso spostare. Aspetta, Gianmarcone, aspetta. Ci serve questo. Ci serve questo. Qua. Quindi noi dobbiamo in qualche modo andare dietro di qua e spingerlo in avanti. Solo che noi abbiamo solo uno di questi. Allora, aspetta. Se noi togliamo questo possiamo spingere quello là in fondo. Aspetta. Tu sposti questo qua. Reagan, non immagini i trauma infantili con questo genere di enigmi, quindi...
questo lo mettiamo di là e riusciamo a passare di fronte. Con quello sblocchiamo quello là laterale e ce ne andiamo dall'altro lato. Salamallecchi. Il problema è che adesso così ci siamo un attimo chiusi, quindi l'estensione nuova. Ah sì, ho messo una nuova estensione perché sto configurando un plugin nuovo per le chat e tutto, quindi dovrebbero apparire le cose a schermo un attimino in maniera diversa. Lo sto ancora settando, quindi ci sarà di sicuro qualche errore, che tanto i bug con noi, lo sapete, sono un marchio di fabbrica e di qualità soprattutto. Sempre. Esigete solo bug, live, crashate e problemi. Se no non è una live di GoWesker in mano originale. No. Diffidate dalle imitazioni. Sempre. A questo punto di qua, di qua. Qui non c'è niente. No. A questo punto stessa cosa. Questo di fronte di qua. Questo lo alzi. Mo, tu te ne puoi andare anche un attimo a fanculonia. Ciò non toglie comunque che c'è ancora un muro là che si deve aprire di sicuro. Se non ci sono problemi. No, non. Quello che gusto c'è. Premi live e va tutto bene. No, ma quando mai? Aspetta. Allora, a questo punto qua. Il gioco. C'è un altro passaggio da fare. Voleva fare il birichino il gioco. No, dai, sul muro sulla sinistra c'è un pulsante verde illuminato. Allora appunto, dai. Aspetta però, prima di qua, noi ci blocchiamo il passaggio. Quindi prendiamo questo e lo tiriamo indietro. Però non si vede niente, non si vede niente. Scusi giovane. Allora, ce la facciamo. Ok. Allora, se lo volevo fare apposta, non mi sarebbe riuscito. L'ho messo esattamente dove doveva stare. Tu sei fortissimo. Minchia, che cazzo di culo. Allora, questo lo mettiamo qua. No, è più in basso. Aspetta. Tu vai qua così, ci devi far passare di là. Allora, dovrebbe essere così. Vediamo se ho fatto Pippen. Mascotti Pippen. Va là che figurino, va là che premi pulsante. Perché è successo col pulsante? Vabbè. No, scusi, c'è un muro segreto di là, mi apri prima quello per favore, grazie. Tu hai aperto un altro muro segreto. Allora, io voglio vedere là dietro che cosa c'è, però aspetta. Qui c'è qualche altra cosa, Gianmarcone. Fare foto. Underground. Allora, l'entrata di destra nella Great Hall, che è quella che abbiamo sbloccato prima, quella sud nella greenhouse che avevamo visto e quella a sinistra nel giardino segreto. Ok, quindi magari uscirà sul lato sinistro. C'è un bigliettino da visita, 100 bells. Si può girare o fare qualcosa? No. E non ci sono oggetti né altro. Va bene. Ragazzi, godo stasera, godo supremo proprio. Io però là c'è quel muro, Gianmarco. Lo so. Gianmarco, guarda, tu lo vedi da lontano, no? Dici... Scusa, non c'è nessun altro percorso da sopra che puoi fare? No, ma o c'è qualcosa qui che abbiamo missato in questo spazio qua? Ma non penso. Aspetta tu, no. Scotty Pippen. Allora andiamo a vedere lì nel laboratorio un attimo che cosa è uscito. Cioè nel laboratorio mi dà l'impressione di un laboratorio segreto, quindi se io fermo qua vado di qua, ok. Salve. Così c'è un altro lago, è diventato Alan Wake alla fine, vabbè. Gianmarco? Ma what the fuck? Christian, un casino.
Allora, di qua non possiamo andare. Io oggi tieni a mente sempre i passi, piano piano. 8. Questo è il Se io tiro la leva... Oh no, oh no. Lo zio era una Avenger, molto probabilmente sì. Allora, ma dobbiamo fare tutti i passaggi. Gianmarco, qui è pieno di cose. Dobbiamo fare vari giri, Ma giri. porca miseria. Allora, se noi facciamo qua... No. Ok, però poi non possiamo passare. Scusi. Gioco, scusa gioco. Scusi, giovane. Allora dobbiamo fare come primo un altro punto e non questo qua. Quindi facciamogli fare un altro giro. Gira un poco. Gira un altro poco. Gira un altro poco. Ma dobbiamo andare qui. Ora da qui tu giri di nuovo. Giri di nuovo, giri un'altra volta e possiamo andare lì. Pensavo si prendesse la lanterna e c'è la mappa del sottosuolo. Fare foto a mappa. Fare foto a mappa. Fare foto a mappa. Allora, noi siamo nella stanza degli ingranaggi. Sì. Quindi nella rotating gear siamo il all'8. tunnel qui era bloccato, ne stiamo venendo dalle scale qui. No, aspetta, ne stiamo venendo da qui, ascensore, c'è il basement dove siamo passati prima. Ah, oggi il muro, mi sa. Forse il muro da rompere. Il muro qua porta al Cliffside Exit e questo è uno shortcut, già, ma quello là fuori. Cosa fa sul muro, oggi? E mo penso che troviamo le cose qua. Noi siamo qui. Se andiamo a 9 andiamo alla leva nord, dove ci servirebbe a noi. Poi se riusciamo a prendere l'uscita questa qua andiamo in questa zona nuova che sono le catacombe. Dalle catacombe si arriva all'ingresso della tomba e poi c'è tutto sto lato di dietro dove qui c'era il... no, qui c'era il carrello della metropolitana, il cassettino da miniera e c'è la torch chamber qui al 7, quindi dobbiamo vedere di sbloccare tutta sta roba qua. All'ultimo c'è la leva a nord, che è quella che ci apre poi per andare sopra. Noi l'obiettivo nostro dovrebbe essere di trovare qua dentro l'uscita qua. Questo perché ci sblocca l'uscita fuori, così la run dovrebbe essere ingresso della villa. Scendiamo giù, andiamo subito qua e attiviamo la leva e poi dobbiamo vedere di trovare la stanza sopra. A stanza no, perché no Gianmarco? Per ogni meccarium, per ogni stanza utilizzata in casa c'è una porta. C'è una porta. Vabbè. Quindi se noi la usiamo avanti, sì. molto avanti. Una stanza da trovare avanti. Foto fatta, no? Sì. Preso qua. Allora, quindi se noi facciamo un altro giro ci dovremmo beccare l'altra combinazione adesso. Anzi, nessuno di noi si immaginava che sarebbe andato a finire così questa sera. Nessuno. Ma nel giorno del mio onomastico, anche se è finito, tutto è possibile. Siamo riusciti a farlo. Però qui mo abbiamo un problema perché mi sono finite le combinazioni. L'unica cosa che potremmo fare è quella di alzare, ma poi come ci muoviamo? Stiamo mancando qualcosa. È il potere della chat. Sì. No, Cristian, davvero, lo stiamo facendo da 2 settimane. La prima chat a cui ci è arrivata ce l'abbiamo fatta. Io credo che sia un segnale, Ah, aspetta, Gianmarcone, capito, Gianmarcone, aspetta, capito. Cosa capito, Capito, Gianmarcone, aspetta. Aspetta. Allora, andiamo prima dall'altro lato. Dobbiamo girare questo qui sotto. Anche se già... aspetta. Che così noi siamo fottuti.
in tutti i modi. Di là non possiamo fare niente. L'unica cosa è sempre di abbassare quello. Allora, il giochetto sta quando alziamo l'altro. Ma non ci possiamo andare, anche perché non abbiamo modo di girarli in altro modo. Non si passa, qui ci sono solo due possibilità. Gira, gira, giro. Giro. Non penso che ci manchi qualcosa. Allora, io devo vedere un attimo una cosa. Se io ti alzo, tu sei sempre giustamente là. Ma perché sopra stanno altre porte? No, sono muri. A che pro? Tu ci fai alzare questo perché questo qui, vedi, deve stare allineato. Però noi non possiamo alzarlo in contemporanea. Ci sono altre leve. Allora, o c'è qualcosa dietro che stiamo mancando? Che di qua è chiuso e non si può passare. No. Noi lo sblocchiamo dopo facendo il giro da dietro. Di qua c'è tanta acqua e dobbiamo scendere. Va drenata l'acqua. Faceva attraversare. Lo zio, allora, ma non possiamo fare niente qua. Dobbiamo rimettere la boiler. E forse facciamo scendere l'acqua qui in qualche Nella modo. boiler non c'era niente al di fuori delle cose che si escono nelle stanze sopra. C'era basement? No. Erano tutte cose che potevamo tranquillamente provare che ci uscivano le stanze. E qui altre combinazioni non Stiamo le vedo. mancando qualcosa di basilare. Non le vedo. Dragon, tu che sei andato avanti, stiamo mancando qualcosa di ovvio. Ci sono sì o no, perché i passaggi che abbiamo su questi altri non ne abbiamo. O se giro di più qua gira più volte sotto. E girano all'unisono. Credo che l'obiettivo non puoi arrivarci. No. Se lo sollevi. Gira un altro po'. Gira di nuovo. Penso che devo andarci correndo. Sì. Vedete, aspetta come sta. Massimo posso vedere di fare così. No, ma non ci arrivo neanche correndo, Gianma. No, non si fa così. Però tu perché mi fai muovere questo? Una volta che sono venuto qua, no? Non possiamo fare nient'altro qui se non girare. C'è neanche dietro qualcosa per... Al massimo con il percorso che possiamo fare. Ah, io sei sono blind anche tu, Noi perfetto. col percorso che ci fa fare la giusta combinazione, lui ci fa arrivare qua. Dice ti guardati la mappa e prenditi quel pezzo. Quindi mo o è, è la stanza quella là nuova. Quindi mo dobbiamo vedere quella stanza nuova che cosa c'è dentro. E io penso che qui la riserva o dobbiamo trovare il modo di aprirla. Di certo c'è la stanza di là, già, ma che si deve aprire, questo è poco ma sicuro. Ma noi da là non ci riusciamo ad andare, No, già, ma no. Ai noi no. Allora, gira un altro, rifatti tutto il giro, fammi vedere una cosa. Fammi Guarda seguire che il quello percorso. sotto, vedi, dovrebbe andare in maniera diversa, in modo tale che tu giri uno, arrivi là, alzi e ti trovi questo sotto già con un altro percorso. Appena mi sono fatto niente, devo fare una cosa. Liberato di Motto Pass. La serra è lo stesso muro come c'è nella serra qua, già, ma...
Tu mo resterai sempre aperta, ogni volta dobbiamo prendere la chiave. Se ogni volta dobbiamo prendere la chiave è un cazzo di bordello. No, 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 dei fogli a terra. Non c'è niente da esaminare qui. Qualcosa qui non. Mattone segreto che apre tutti? Buonasera Tom. Sì, buonasera Tom. Sì, ho pochi colori, sì, vabbè, alcune stanze però sono più colorate. Magari c'è un pulsante segreto come l'altra stanza. No, niente. Allora, Gianma, io direi che amiamoci la giornata. Andiamo a prendere la cosa da run. Gianma, 8 passi dove possiamo andare? Non abbiamo neanche, potremmo... No, ma non ce la facciamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rivai un attimo l'ultima volta la cosa dell'ingranaggio, fammi fare un attimo un ragionamento. Che forse potrebbe centrare qualcosa pure la stanza che esce, quella che può ruotare. Magari è quella sotto che poi mettendola in un certo modo te la trovi cambiata qui. Ok, rientra nell'ingranaggio. Allora, questo è il punto di partenza. Sì. Ok, gira. Noi possiamo andare o lì a sinistra oppure quella a destra che alza. Altre possibilità, già allora, quella che alza non ci serve. Andiamo a quella là a sinistra allora. Fammi rifare il percorso in testa. Lui ti porta fino alla mappa per farti prendere la tessera nuova per la stanza. Dobbiamo fare qualcosa nella stanza quella lì nuova prima. Alza pure un attimo la testa. Questo però potrebbe... Tu vai qua. Vai qua, no Gianma, dobbiamo tornare indietro. No, io sto pensando a una cosa. Questo potrebbe essere che sale, si aggrappa alla stanza sopra se c'è e la fa girare. E la gira. E poi ti trovi qui sotto altre combinazioni. Quindi devi girare dalla stanza di sopra. E vabbè, ma è un casino, se non esce io la qua stanza... l'acqua si può abbassare in qualche modo e... non è che c'è qualche indizio, qualcosa. Noi l'unico posto che abbiamo visto per abbassare l'acqua... ha fatto qualcosa quando ha visto l'acqua. Ti ho detto bisogna far abbassare perché tu tu entri lì, ti fa prendere quella cosa, ti fa vedere la mappa e ti fa vedere che di fronte al lago tu ci puoi andare, che c'è l'altro ingresso per fare il giro. Quindi bisogna prima andare dall'altro lato e fare il giro da dietro. Terribilmente, abbiamo notato. Vabbè, chiamiamoci la giornata, vediamo che succede. Vabbè, gioco comunque già sei stato battuto una volta. Partiamo un attimo da questo punto. In realtà no. Non l'abbiamo battuto. Però uno dei nostri obiettivi era entrare lì e ce l'abbiamo fatta oggi finalmente. Questa è una giornata importante. No. Allora, o tu adesso cosa ci riserverai? Vediamo se cambia qualcosa. Anche perché nel giardino segreto ci sarà qualche altra cosa oltre la leva che noi non abbiamo ancora trovato. Fa piacere, prima era tanto semplice. Sì, infatti Tom. Voi avete molti più soldi di me, maledetti. Allora, abbiamo trovato più monete. Bello perché poi a ognuno sta uscendo una run diversa. Allora io voglio provare prima a destra stavolta. Mamma mia. Vabbè. Chi ben comincia è a metà dell'opera. Chiavi dell'auto che comunque ci servono e dobbiamo anche andare ad esplorare l'altra cosa. Ah già, è vero. Vabbè, mo completiamo sti piani e vediamo un attimo almeno qua che esce. Andiamo qua. Sbagliato tasto. Io vorrei pure queste statue a forma di mano che indicano tutto posti. quello che c'è in sommerda di gioco. Metti quella moneta nella fontalla. Noi mettiamo moneta qua. Anche perché ci sono i libri ancora da comprare, quelli da... Noi veramente ci mettiamo 2 mesi a finire sto gioco. 2 mesi, oggi sei promettente. Vabbè, Gianmarco, c'hai da fare? Non cazzo proprio. Allora siamo a posto. Essere aperto. Allora, Trading Post, Schoolhouse.
Abbiamo anche la cosa della Allora, il scuola da trading post fare. oggi serve a qualcosa. Mi puzzo ancora a sto posto. Però non abbiamo oggetti o Non abbiamo- quant'altro. Prendiamo gli special item, dai, facciamo il tool shed. Ottimo. Questo è buono per iniziare. Ottimo. E il martello pure. Sopra di te. Un martellonzo. Il Ok. gioco c'è su Switch, non lo so Tom se c'è su Switch. Questo secondo me sulla Switch. Però potrebbe andare, non penso sia... Sì, abbia ma troppi problemi. penso che ci sia. Forse Penso che tutti ci due. sia. C'è uno che fa una ricerca al volo per vedere se Blueprints Allora. c'è su Switch. Reagan, ti tasco. Voglio essere sicuro che uscirà comunque su Switch 2. Sulla prima, ma penso che potrebbe girare comunque tranquillamente. Tanto non ha bisogno di Allora, qualità. apriamoci pure la stanza di qua, così ci togliamo un po' di cose e mettiamo il workshop qua. No, non c'è. Niente. Ok. G. Batteria che non abbiamo ancora mai utilizzato comunque. Ma c'è anche la G. Questo è sempre il Ci numero. dovevamo fare le foto alle pietre, così. Non abbiamo mai fatto le foto alle Allora. pietre. A, L, I, G, G, I, E, G. Allora, mettiamo il breakfast nook qua e non ce lo prendiamo adesso, ma continuiamo a esplorare prima giù e poi ce lo recuperiamo da sotto e ci recuperiamo un passo. Settimana enigmistica, ma secondo me sulla 2 magari Tom esce. Il mese enigmistico, bravo. Per forza. Per forza. Per forza. Tu non ti accendi, tu ti accendi. C'è un qualcosa oggetto così. comunque. Vedi bene dietro al cestino di lato a destra? Aspetta, non sembrava qua. No, quindi di qua. Oh, due monete, ok. Cosa Steam vendi? Deck secondo me è figo, ci sta. Cosa vendi? Una gemma. Lenti ingrandimento, abbiamo ancora quell'indizio da vedere nella camera oscura, ci dimentichiamo. Lo zio. Vieni un attimo qua. Allora, un'altra cosa che possiamo provare, mo, lo zio, dato che sappiamo il Secret Garden come esce, Dobbiamo metterci sui lati e possiamo farcelo provare a uscire. puntare alle chiavi e ci serve prima la chiave però. Ci serve prima la chiave. Allora, recuperiamo un po' di energia e un altro paio di soldi. C'è uscita spesso lo zio Voglio consumare un punto. nella billiard room, c'è uscita spesso come premio. Mm. Magari può essere che esce più di là. Allora no, ho sprecato un punto, però se arriviamo a 10 gemme ricordiamoci che nel negozio ne vendono 4. Yeah. Cappello per forza. Così ci Per abbiamo due forza, stanze. cappello. E le monete invece di salire scendono. Però ne prendiamo 2 da qui. Madonna quanto è più rilassante vederlo e basta. Bella Reagan. E com'è bella. Allora, Zio, un piccolo cieco. Oddio, il parlor però pure può essere utile già qua. Allora, aspetta, prendo chiave. Prendo chiave perché chiave è importante. che questo purtroppo dà solo gemme. Box La box successiva a delle gemme. Il box successivo a delle gemme. No, c'è un muro. Aspetta. Ragazzi, qualcuno sta mentendo. Allora, lui sta mentendo per forza, che dopo di lui, però aspetta, è dopo di lui, di qua. Allora, dice boxes, quindi box. Quindi... Tu stai mentendo. Tu stai mentendo sicuro. Come diceva il nonno, cocca ammunnata è buona, bravo Reagan. Le gemme stanno qua dentro, secondo me. Che Che lui dice le altre box hanno delle gemme. Tu, vicino a lei c'è solo questa. Vicino a lei c'è solo questa. L'unica che può dire comunque un attimo la verità che ha delle box vicino è lei, che ce ne ha 2. Vai. Però non possono essere entrambe vere. Quindi Ti stai voglio dicendo passare. una bugia. Quella al centro, vai, perché Stai sta. mentendo, quindi ce l'hai tu. Ce l'hai tu. Bravo, lo zio. Ce l'hai tu per forza, sangue delle percope. GG per te. Allora, di qua. Visto che ci sono molte buche a terra. Ti sfizia. Può scendere un attimo là sotto. Che casa. Vabbè, ma passiamo pure di là. Questa è la chiave speciale, ottimo.
questo punto possiamo Ah, scavare tutto. monete, Ok. ottimo. 2, buone. Vediamo vedere se è ancora aperta. Ci vogliamo Se ci intossicare. facessero un regalo fosse Ci bello. vogliamo intossicare, intossichiamoci già. Cioè, tanto ormai Prendiamo un punto perché ci serve anche la tessera di quel merda di ascensore che non allora abbiamo. già se la porta resta aperta è una bella cosa. Noi proviamo a interagirci. Magari ti dice puoi entrare. Allora Gianmarco al momento è ancora chiuso. Per ora ero chiuso. Provate. Io mi avvicino con calma e tranquillità, ti ho aperto prima. Ok, quindi mo ad ogni ok, quindi allora è più facile. Allora è più facile. Sì, perché il gioco comunque arrivato a certi step con gli enigmi ti dà dei piccoli checkpoint. Ok. Però Allora poi ti sì. metti altri cazzi davanti. Quindi mo possiamo cercare di trovare o la stanza che gira oppure la boiler cazzo per vedere se Abbiamo siamo sprecato sotto un punto, ma ci siamo comunque risolti una cosa. A sto punto ne spendiamo solo 2 per quanto meno possibile. male, mamma mia. Prendiamo Bacon and Eggs, chiave. Grazie. Ok, a posto. Così ci siamo presi pure il potenziale. Però qui è sempre pieno di cose da scavare, altre monete. Figlio di bottana. Mai uscita, è un va un bene. raffanello forse. Minchia, Va 6 bene, passi. va bene. Allora, di qua abbiamo aperto tutto, dobbiamo andare di qua. Ci servono chiavi. Garage. Sì, dai. Però aspetta, capì quanto dobbiamo tornare indietro? Allora no. E allora spare bedroom. Il problema è che è troppo, anche se 3 chiavi. No, c'è solo una possibilità poi di là. Aspetta. Moneta. 3 monete, ottimo. Vabbè, abbiamo pure una special però. Ma usa chiave normale. Vabbè, una special va bene spesso. Parte così. Per forza. Così spawna pure più gemme. Ok. Scava un po', Allora. dai. L'ho sentito oggi al puzzone. Sentito? Sì, sì, stava giocando anche lui. Sporco. Io penso che ci gioco domani sera perché mi manca. Io domani Non c'è vado un altro niente. avanti così domani sera possiamo giocare. Ok. Allora, una gemma l'abbiamo recuperata. Io oggi ho fatto cose. No, io pure voglio fare cose anche io. Eccola qua. The pool. Ok. Eccola qua. Ok. Quindi sono altre monete che prendiamo sempre da qua, grazie che abbiamo svuotato l'acqua da lì. Poi allora c'è dell'altro. C'è qualcosa a terra. Chiave. Ah, c'è una chiave qui sopra. No. Ok. No, per ora no. Vediamo Un di qua. po' gioco, Come però detto stai di a qua, scassare sì, un po' sì, la. Uso quella silver. Ma Questo così c'è anche il track dentro e ci abbiamo il martello per aprirla. C'è anche un oggettino segreto. Moneta. C'è anche il tesoro da trovare e Oh, no. capire che cazzo c'è. Allora, tipo tu Regan, la mappa del tesoro sei riuscito a portarlo a termine. che peccato, che peccato, che Allora si peccato, prova, per forza. che peccato, Dobbiamo averci un po' di chance che qua, peccato. Vediamo prima da giù. Allora, oggetti, qualcosa, niente. Ah, no, non suona, quindi non c'è niente. Non manco il cazzolo. Allora, già qui però poi dovremo tornare comunque indietro. Assolutamente no, Però perfetto. ci apre 2 passaggi alla zona di là. No, Sì, dai, per sì, forza. sì. Per forza. Allora, dai che stasera facciamo un altro potenziamento, dai. Dai, dai. Sì. Per forza. Per forza. Ci mettiamo anche un potenziamento. Oh, 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 oh. La leva, ok. Vabbè, ormai in realtà non ci serve. No, vabbè, però comunque poi ci servirà in futuro quando riusciamo ad aprire giù. Noi comunque dobbiamo calcolarci che dobbiamo rifarci di nuovo la strada su. Questo sì. Quindi dobbiamo comunque rifarla quella cosa di aprire. Vogliamo aprire, però. Allora, esperimenti del giorno.
immediatamente quando drafti una Red Room perdi 5 passi oppure quando tiri fuori un piano archiviato. Anzi, una chiave e una gemma. Immediatamente. O una Risorse. chiave, o una gemma, o una moneta d'oro. È una delle tre. Se no la small chest alle hall, che siamo vicini ancora. Sì. Voi col contatore come state messi? Il contatore che cosa intendi, Reagan? Perdonami. Che cos'è il contatore? No, più che altro magari abbiamo anche visto, ma ci stiamo perdendo la Metti una cosa. chest, che almeno possiamo recuperare qualcosa. E dobbiamo vedere di fare il giro da qua per tornare all'ingresso facilmente e recuperare sta chest. Io la metterei così. Che comunque possiamo salire poi pure dall'altro lato. La stanza dove si attivano le luci. Ah, è... Madonna mia. Penso che lo cose ferro con le lucine sopra lo zida che avevamo da accendere, che dovevamo mettere sempre l'energia e c'erano quelle lampadine da Ah, il accendere. pannello là, quello nella stanza che c'è prima, Penso forse. sia quello. No, quello ancora non siamo riusciti ad attivarlo. Che la stanza del generatore l'abbiamo messo una volta, ma abbiamo capito che bisogna rientrare anche da dietro. Però ancora non ci siamo riusciti a farla sta combinazione Poi se qua. intendi altro, Reagan, ne faccio capire. Mamma che... però che... Vabbè, ci ricolleghiamo all'entrance però così. No, non abbiamo le gemme. non abbiamo le gemme. 10 passi. A sto punto, per forza. 10 passi. C'è un cazzo. Oh, c'è una cosa... Là. Una chiave. Bastardo non suonava. Una chiave, no, stavo io un attimino troppo lontano. Allora, a sto punto saliamo Sì, pure da con la qua. sequenza di lucine colorate. No, non abbiamo proprio iniziato a smanettare, Reagan. Spargi chiave per la casa, non la facciamo. Non devi fare Ci chiudiamo. Allora, lo zi, chiusura per chiusura. Vai. Ci potrebbe uscire al massimo una bedroom qua che va in curva. Stanno attaccate. No, però no, mo che questo se non ce la vale più. bruciamo. Vai, Ho non fai fatto niente, punto vai. solo a chi. Vabbè. Dato che può servire in alcune situazioni. Gemma. È un prolto. Finalmente ce l'abbiamo. A sto punto dobbiamo tornare di qua. Questo qua dicevi tu. Questo? Era questo? Dobbiamo prima dargli l'energia. Nella boiler Se no room. forse ne intendevi un altro, perché ce n'era pure un altro di pannello con le luci da accendere. Lo dice quello nel fuse box. È vero, quello con le luci colorate non l'abbiamo mai fatto, poi abbiamo la soluzione. L'altro, ok, allora quello là del fuse box dice. Allora. Lo dice anche se vuoi c'hai il retro. Però c'è la breaker box. Anche se finisce la run così. Non possiamo più salire verso l'alto in nessun modo. No, quindi dobbiamo provare di qua. Dobbiamo fare di qua. Ci abbiamo soldi e dobbiamo ancora mettere anche l'acqua qui dentro. Allora, vediamo se riusciamo a farle uscire. Gioco, sei proprio, guarda, costretto. sei proprio un farabruttolo. Sì, spegni le luci, tua sorella. Pure. Qual'altra cosa ci vuoi dare? Allora, ragazzi, sinistro a destra. Così secco. Togliamoci il dente, togliamoci il dolore. Secondo me destra. Tanto stasera abbiamo ottenuto il super obiettivo. Va bene tutto. Che no, Cristian. No, cosa? Devi scegliere. Destra. Quello dice destra. Ragazzi, si sceglie. Si Anche sceglie. io dico destra. Meno così, se poi la run va male, diciamo che è colpa un po' di tutti e ce ne usciamo tutti. Bravo, Reagan. Cristian, sei venuto tu stasera per la prima volta e siamo riusciti ad arrivare là dopo 2 settimane. Il tuo parere per noi è importante. Visto che ci fai annanzi, quindi sta cosa è anche buona. Appena sbagli sei bannato. Da sempre. Alan Wake fra 2 anni. Allora, Cristian, sempre per non mettertela troppo pesante, se noi adesso perdiamo questa run, facciamo tra un mese Alan Wake. Allora, ma non ti voglio mettere pressioni, Ho messo pressioni in qualche modo. Assolutamente. Ok, se no poi dice lo streamer mette pressione, non diciamo Non queste facciamo queste cose.
Allora, Già, ma tu che dici? Destra. Io mi trovo anche io destra. Vabbè, allora non cambia un cazzo, pure Christian qualunque cosa dice. Vabbè, io metto destra, però voglio sapere Christian cosa avrebbe messo. Guarda, proprio chiù, proprio a dire, ragazzi, la live è finita. Ci sarebbe una stanza che possiamo mettere, ma guarda, No, per vai. il meme. Vai, tanti passi ce li Per il meme, va. Abbiamo 41 guarda. Se sbagli la stanza il prossimo papa è malvagio, speriamo di no. Guarda, a questo punto con tutti i soldi che abbiamo, allora Vai. compro questo. Sono sparito, abbiamo Compro notato, questo, Christian. magari si sblocca qualcosa se compri tutto. No, banane quante ne vuoi in questa Ah, la casa? banana infinita, ok, vabbè. Ok, 71 passi, Gianmarco. Mamma mia. Possiamo proprio girare per la casa in tutta tranquillità. No, Senza no. posti dove andare, vero? Sì. Gianmarco, candele. Ricordiamoci sta stanza se riusciamo a rifare quell'oggetto per fare un po' fuoco diversa alle la cose. candela dell'immagine, però. Quindi era di qua, di qua, di qua. Buonasera Smolder. Oh, Smolder! Come Per va? la stanza finale abbiamo niente proprio di meno che... A Breaker Box, lo zio, azzecchiamoci. Vai. Allora. È il momento. A parte che c'è una chiave, vabbè, molto comica la cosa. Allora, noi di questi ci siamo fatti le immagini. Tutto bene, Smolder? Noi stiamo perdendo la testa con sto gioco, non ce ne siamo. Bird iniziato Expedition 33, che gioco meraviglioso, bravo Smolder, anche io ci sto E giocando. l'abbiamo anche iniziato Enzo. ieri in live, non vedo l'ora di giocarci domani, non ce la faccio più. Io ho Vai. shoppato stamattina, nerdato come un cesso, tutto a posto. Allora, noi avevamo trovato... Sì, avevi fatto foto, oggi ci stanno. Noi avevamo trovato delle foto... Devi fare la cartella con le foto del gioco, mannaggia Eva. Allora dice off blu che non c'è, quindi il gioco No, dobbiamo, forse bisogna combinare i colori, lo zio. ce n'erano due, perché Sì. uno era quello là dell'email che abbiamo trovato. Allora aspetta, questo è il circuito dell'acqua, questa è la spiegazione dei tubi e delle pompe. No, era questo quello che feci la foto. Io vedevo che c'era un altro, lo zio. Allora aspetta, Goditi, sì, potentissimo Expedition, ragazzi, potentissimo. altre prima non ne abbiamo Forse non avevamo fatte. fatto la foto, No, sì. quelle là nel libro no, ma facemmo nel documento che trovammo c'era scritto controllate le email. Bravo Reagan, mia moglie Reagan, l'asiatica tatuata, mia moglie, totale. Allora sì, proviamo a premere un po' di colori. Off blu. Il blu si faceva tipo rosso e verde, una cosa del genere. No, ma c'era una sequenza proprio, Gianmarco. E poi c'era questa qua che abbiamo trovato. Fuse box repair. Ah, manca a fare così. Vabbè, si stanno salutando. Saluto amichevole tra persone. Easy, vince. Dici Cristiano, dici. Sentiamo. No, rosso, verde, verde, rosso, verde, rosso. No, Però come capiamo se funziona o no? c'era una sequenza che mi ricordo il documento, quindi ce lo dobbiamo ritrovare, che era forse nella libreria. Diceva tu mettili in un modo, mettili nell'altro, e poi ci voleva il codice questo qui che ci abbiamo noi. Probabile che non fosse del Death Stranding 2. C'è pure quello, Già preordinato, bello pronto, bello carico, come riesce, si inserisce, si installa, avviamo la live e ci facciamo le passeggiate. Poi non capiremo un cazzo. Poi alla fine si capirà qualcosa. Io Nel mi metterò frattempo a giocare a Oblivion sulla tua PlayStation. Ah, no, tu l'hai preso sulla Play? Sì. Mannaggia Eva.
Metto a giocare con l'Xbox. Gioco di merda. Ma vede tutta la sequenza, ma la cosa è sta sequenza? Noi avevamo le foto del libro che non abbiamo fatto. Allora dobbiamo tornare in biblioteca. Questo stacca le keycard, quindi cabinet si sbloccherà dopo. No. La lente di ingrandimento non ce l'abbiamo, No, Gianmarco. Aspetta, c'era un altro documento. Comunque quando sono tutti sincronizzati diventeranno viola, quindi quando hai messo la sequenza corretta diventano viola. Metti caso. Il messaggio, quello là di prima, che cosa dice completo? Il primo che mi hai detto. Allora sono due messaggi che parlano tramite email sul fatto di aggiustare proprio questo. Cioè guarda che tutti gli indicatori bianchi si sincronizzano eccetera, dopo che tutti i 6 indicatori sono diventati viola, e l'altro gli risponde guarda, non ti dimenticare quando vai lì settimana prossima di fare questa cosa qui: off, blu, green, white, red, purple. Quindi non è questo codice qua, non è per questo. Dobbiamo rimettere il libro in biblioteca e ricapire. Qua dobbiamo seguire tutto il filo logico, perché avete tu sul documento avete tutto. No, aspetta, allora, fermati. Apri un'altra volta la box, così. Allora. Mi serve solo la leggenda dei colori. Allora, off sarebbe così, no? Spento. Aspetta, noi dove abbiamo trovato? Però, blu, green, questi qua, dove cazzo, come cazzo ti mettiamo? No, tra quello che abbiamo noi non c'è niente, a meno che non è molto più prima di quello che penso. Noi si deve vedere fino a 2 settimane. No. No, no. No. No, non lo so. Onestamente non lo so. Questa è la chiave dell'antichamber, ci ho segnato questi qua. Perché noi facciamo tutte le foto pure all'altro documento. Cioè non me le sto trovando. Non vedere una cosa. No. No, dobbiamo un attimo rivedere allora. Passa un attimo il panno. La sequenza l'abbiamo vista da qualche parte. Un attimo di fare mente locale su tutto quello che abbiamo visto. No, vado a fare un po' cose. Non so se non avete la leggenda, anche se ricordo che l'avevate trovata. Aspetta, la leggenda che era il foglio quello con i numeri colorati, ce l'avevo. C'avevo questa qua 45292. Allora noi adesso stacchiamo perché comunque si è fatto tardi e Gianmarco deve tornare a casa. Come ottenere i colori? Non mi ricordo. In che stanza era, se ti ricordi? Almeno giusto per fare pure un attimo mente locale.
Noi l'abbiamo visto, io mi ricordo solo forse un libro in biblioteca, mi sa quella delle lettere. Qual è mo la stanza quella delle lettere? Aspetta. Ok, la mail room. Ok, allora la prossima volta vediamo di andare prima in quella e ci vediamo un attimino di recuperare il tutto. Tanto questa comunque esce facilmente in ogni run. Perché il percorso da lì mi ricordo che poi diceva guarda per maggiori informazioni controlla le email. Leggendo le email da qualunque terminale ti diceva guarda per leggere le email devi usare il computer che c'è nell'ufficio. E nell'ufficio queste sono le email che abbiamo trovato. Ora vediamo di rifarci il giro su quella cosa e di sbloccare comunque qua. Ok, allora chiamiamoci la giornata e buonanotte a tutti, grazie per la collaborazione, così invece di 2 mesi ci mettiamo forse 1 mese e mezzo. Ma non bisogna partire nella sequenza full color, no, c'è una sequenza specifica che dobbiamo trovare, Cri. Noi mo vediamo pure domani se riusciamo a continuare, perché comunque lo stiamo facendo tutte le sere dalle 23 qualcosa, quindi se ti capita di passare magari lo stiamo comunque continuando. No, è una sequenza precisa, è un on off su questi, prima bisogna mettere una sequenza e poi forse metterne un'altra, quindi visto che nelle altre stanze c'è comunque, ci sono altri indizi, noi ci rifacciamo il giro logico rimettendo quelle stanze e vediamo di risolvere pure sto enigma qua. Quindi noi facciamo un bel save and quit. Quindi ragazzi belli, buonanotte a tutti. Buonanotte, e a ragazzi. domani.